Buongiorno, buona domenica telespettatori di Antenna 3, ben trovati per questa nuova edizione dei nostri telegiornali, per questa nuova diretta domenicale per fare il punto delle tante emergenze aperte dal Covid-19. Ma non solo, c'è la cronaca che incombe, c'è l'attualità. Tragedia ieri sera, cominciamo da questo a Farra di Soligo, dove una Vespa con due ragazzi a bordo è finita contro un palo, uno schianto violentissimo. I due ragazzi sono stati portati subito al pronto soccorso, ma per la ragazza, una 14enne, Vittoria De Paoli di Maser, non c'è stato nulla da fare. È spirata poco dopo al Cafoncello di Treviso. Il ragazzo che era con lei, che era alla guida della Vespa, che guidava quindi il ciclomotore, un sedicenne di Valdobbiadene, si trova in terapia intensiva. Una vera e propria tragedia, quella di ieri sera. Cerchiamo di fare il punto con il sindaco di Maser, che dovrebbe essere collegata con noi al telefono, non ancora. Comunque c'è tanta cronaca nella giornata di oggi, anche il fronte feltrino con i casi di contagio che si sono verificati all'Eurobrico di Feltre. La notizia ve l'abbiamo data noi ieri in anteprima, in collegamento con l'assessore regionale Lanzarin all'1 del pomeriggio. Inizialmente si parlava di un solo caso, adesso i casi sono diventati 5 e lo screening a Feltre è ancora in corso. Cos'è successo? È stato individuato un soggetto Covid positivo, un commesso dell'Eurobrico per l'appunto di Feltre, poi un suo collega. Da lì è iniziato il protocollo sanitario e di sicurezza e su 25 tamponi effettuati nella giornata di ieri, 5 sono stati i casi conclamati di coronavirus. Quindi si tratta di fatto del primo vero e proprio focolaio dopo diverse settimane. Dalla fine, diciamo così, o comunque da quella che sembrava la fine dell'emergenza sanitaria. Ovviamente c'è massima attenzione, va anche detto però che i casi non sono assolutamente gravi. È arrivata una nota nella serata di ieri da parte dell'ULS 1 Dolomiti, ma fra poco saremo in grado anche di collegarci con il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin. Vedo, mi dicono dalla regia, che è in linea il sindaco invece di Maser, Claudia Benedos. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Sindaco, grazie per aver accettato l'invito, perché è sempre molto difficile parlare di queste tragedie. La ragazza che ieri sera è morta a Farra di Soligo, Vittoria De Paoli, era studentessa e risiedeva a Maser. Lei cosa ha capito? Qual è stata la dinamica? Guardi, mi è stata riferita da un'amica che come il solito è sabato sera, chi ha ragazzi, io parlo anche come madre, a 14 anni la mamma di Vittoria ha accompagnato la ragazza a casa di amici. Ecco, c'era una festa a Farra di Soligo e poi più tardi l'avrebbe riportata a casa quando l'avrebbe richiamata. Purtroppo la chiamata è stata quella chiamata che nessun genitore vorrebbe mai sentire. Sono veramente a dir poco sconvolta, perché quando ho preso la notizia stamattina non ci volevo credere. La famiglia di Vittoria è una famiglia molto conosciuta qui a Maser. Loro abitano nella frazione di Canada, sono una bella famiglia, lei e 2 sorelle anche più grandi, e ho chiamato subito il papà Moreno, il quale non riusciva nemmeno a parlare, perché il dolore è così grande, straziante, indescrivibile, ecco, che papà mi ha detto voglio morire anch'io, ecco. Quindi esprimo solo
L'unica cosa che posso fare è esprimere la mia vicinanza e quella di tutta la comunità, la famiglia di Moreno e Paola, ecco. Non ci sono mai parole indicate per queste tragedie. Lei conosceva la ragazza quindi? Di vista, perché una ragazza giovane, io conoscevo meglio le due sorelle che sono più grandi, che hanno l'età di mia figlia. Vittoria la conoscevo di vista. Oltre ad essere una bella ragazza era anche una ragazza di talento, ecco, molto brava a scuola, ha frequentato le scuole elementari e medie qui a Maser, anzi ha frequentato la primina, quindi anche in anticipo di un anno sugli studi, ha concluso il primo anno al liceo classico Levi e poi, come tutti sappiamo, aveva anche un talento artistico in quanto aveva partecipato anche a una fiction qualche anno fa, mi sembra si chiamasse Di padre in figlio, ecco, ambientata a Bassano, quindi una grande perdita per la nostra comunità. Mi scusi Sa, ma mi viene da piangere perché come madre sto molto male, ecco. Adesso bisognerà star vicino alla famiglia perché la prova più dura che un genitore possa affrontare è proprio la perdita di un figlio, ecco, mi scusi. Ci mancherebbe altro, Sindaco, grazie invece per queste sue parole. E lei sa anche come sta il giovane che si trovava con Vittoria? No, non lo so, guardi, mi sono promessa, poi ho detto al papà che nel pomeriggio mi sarei recata presso la famiglia qui a Crespignaga e altro non so, ecco. E questa tragedia, Sindaco, arriva in un momento in cui le nostre comunità, quindi anche Maser, escono da un periodo molto difficile dove la pandemia ha sconvolto i nostri stili di vita, le nostre abitudini e in qualche modo ha riportato anche in primo piano l'esigenza di fare comunità, di fare rete, o sbaglio? Sì, ha ragione. Guardi, nonostante tutto noi ci consideriamo fortunati perché qui a Maser, per fortuna, il coronavirus, ecco, abbiamo avuto soltanto un caso, guarito subito, senza problemi, ecco. Quindi per quello siamo stati fortunati. E la comunità anche ha reagito bene, posso solo ringraziare i miei cittadini che hanno osservato tutte le norme, ecco, si sono comportati davvero bene e ho avuto anche tanto aiuto della protezione civile e di tanti volontari che sono venuti a dirmi: Sindaco, siamo qui per dare una mano, e quindi siamo riusciti a star vicino alle famiglie magari di più anziani che non potevano uscire o avevano bisogno, ecco, di sostegno. Eravamo appena usciti, ma la tragedia di questa notte ci riporta in un dolore proprio inspiegabile, incomparabile, ecco, che non so spiegare, ecco. E qui scusi, ma veramente la commozione. No, certo. Ci sarà bisogno veramente di tutta la comunità di Maser attorno alla famiglia per sostenerla in questo momento. Alla famiglia in primis, ma anche ai suoi compagni, perché ho sentito delle amiche, delle ragazzine dell'età di Vittoria che sono sconvolte, ecco, loro hanno saputo la notizia ancora stanotte perché tra loro si sentono, ecco, e quindi già stanotte erano tutti sconvolti, piangevano davvero tanto, ecco. Certo. Così. Sindaco, grazie davvero, grazie per questo suo ricordo e per le sue parole. Certo. Grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, saluti. Arrivederci, grazie. Queste le parole a caldo del sindaco di Maser, Claudia Benedos. Maser, quindi una comunità sconvolta dopo l'incidente di ieri sera a Farra di Soligo, dove per l'appunto è morta Vittoria De Paoli, che si trovava appunto a bordo di questa Vespa insieme ad un ragazzo sedicenne di Valdobbiadene. Lo avete sentito dal sindaco, con ogni probabilità la ragazza stava
rientrando da una festa, per l'appunto da un sabato sera di festa dopo un lungo periodo di lockdown con le scuole chiuse, quindi anche forse i primi momenti di convivialità, i primi momenti in cui stare insieme con altri coetanei e dopo appunto questa tragedia. Tra l'altro ieri c'è stata un'altra tragedia sulle strade dove a perdere la vita è stato un 29enne residente a Ponte nelle Alpi nel Bellunese, un uomo di 29 anni per l'appunto di origine marocchina che viveva a Ponte nelle Alpi da molti anni e quindi era anche molto conosciuto. Il Centauro ha perso la vita in provincia di Pordenone dopo appunto aver perso il controllo della moto Ducati Monster sulla quale stava viaggiando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Magnago, ma per l'appunto per Rab Lammari, residente a Ponte nelle Alpi, non c'è stato nulla da fare. Del resto c'è da dire che le strade si stanno riempiendo in queste ore, ci sono immagini di code che arrivano un po' da tutto il Veneto. Questa mattina si sono registrati imbottigliamenti nel solito nodo di Caposile, quindi sulla strada verso Jesolo e verso il litorale veneziano, mentre sono sorvegliate speciali anche le strade che vanno verso la montagna, quindi il Bellunese. Ricorderete tutti il caos della scorsa settimana nella giornata di domenica lungo la 27, soprattutto tra il casello di Belluno e quello di Vittorio Veneto. Perché cos'è successo e cosa sta succedendo? Che su quel tratto di strada si sta lavorando, si sta intervenendo, quindi ci sono dei restringimenti di carreggiata che portano per l'appunto a degli imbottigliamenti, come se non bastassero i disagi che appunto noi tutti conosciamo lungo la statale di Alemagna, da Cortina al bivio di Tai di Cadore, ma anche sulla strada che porta verso il Comelico. Quindi strade sorvegliate speciali. Si ripropone il tema delle infrastrutture a nord-est. Tra l'altro pochi giorni fa è arrivata dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è arrivato il via libera, il project financing per la strada del mare, per la via del mare. A tal proposito abbiamo sentito anche l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, che si è augurato una gestione commissariale di questa nuova opera per arrivare ad un'accelerazione dei lavori. Di via del mare del resto si parla da tantissimi anni e siamo rimasti fermi per troppo tempo, quindi da qui l'auspicio di Vernizzi, quello di arrivare appunto ad un commissario anche per la via del mare, come è successo già per il passante di Mestre e per la pedemontana veneta. Nel frattempo ci ha raggiunto, e la ringrazio per essere qui con noi, l'assessore regionale e al lavoro e all'istruzione Elena Donazzanna. Beh, intanto per me è un grande piacere, buongiorno e buona domenica a tutti. E dopo tanto tempo che ci vedevamo via Skype, è una gioia per me far commentare con lei oggi ciò che accade in Veneto. Grazie a voi. La ringrazio perché in questi 4 mesi di emergenza Covid ci ha sempre aggiornato in maniera puntualissima, molto franca anche, devo dire, sempre molto diretta, non si è mai sottratta a nessuna domanda su quello che stava succedendo sul fronte, sia sul fronte dell'istruzione che su quello del lavoro, che sono 2 fronti caldissimi, Donazzanna.
Sì, e lo saranno ancora di più in autunno, ma non perché io creda che possa o meno tornare il virus. Questo è una cosa che potremo vedere solo in quel momento. Io devo dire che sono anche molto perplessa quando sento continuamente dire tornerà, tornerà. Non lo sappiamo, non lo so di sicuro io. Quello che so è che l'economia invece avrà un contraccolpo pesante, perché andremo a scontare le difficoltà di questo tempo, cioè della chiusura anche di molte aziende che sono state penalizzate dalla chiusura forzosa di tutta la produzione. Il sistema moda è quello che ha avuto il più grave impatto e sappiamo quanto vale in Veneto, perché tra fornitori, catena di filiera di valore, anche molte imprese che sapete anche di rango internazionale che sono qui e investono qui e qui hanno la loro capacità di produrre, dalle scarpe alle borse all'abbigliamento. Il sistema moda ha sofferto veramente tanto della chiusura e oggi c'è un mercato complessivo, il mondo della produzione nel mondo si è fermato e quindi le nostre, che sono imprese che sono molto internazionalizzate, cioè vivono dell'export, vivono delle relazioni con il mondo, sono in difficoltà. E poi c'è il grande tema, ma ho sentito che ne avete trattato, di fatto anche la grande opera infrastrutturale della Via del Mare, parla di turismo. Ciò che manca in questo tempo è il turismo internazionale, un conto, e dobbiamo fare appello, è il turismo nostro, cioè il fatto che oggi, io spero ci siano molte persone che sono andate tra il mare e la montagna venete, che vadano anche nelle nostre città d'arte, che stanno soffrendo, però è vero che la nostra terra vive di un turismo internazionale, cioè se mancano gli americani, i cinesi stessi, turisti intendo in questo caso, ma il mondo che si muove, anche quello che ha possibilità di spendere, che resta qui una settimana, che fa girare l'economia, senza quelle siamo in difficoltà. Diciamo che il pendolarismo non aiuta, nel senso è un tampone, esatto, e non è neanche, non aiuta perché non è possibile che aiuti, cioè andare avanti e indietro e fare sì la giornata al mare, diciamo che rispetto al valore del nostro turismo, ricordiamoci che il turismo in Veneto vale 19 miliardi di euro, di cui 9 solo di spiagge, pensate quanto è l'impatto economico. E è chiaro che una famiglia che fa avanti e indietro la domenica, sì, magari consuma il panino, fa la pizza, ma di certo non occupa le stanze degli alberghi, non consuma nel senso di negozi, abbigliamento, e ci rendiamo conto oggi particolarmente quando facciamo i primi conti di quanto abbia impattato questi 3 mesi di chiusura, che poi sono 3 mesi per l'Italia pesanti perché noi abbiamo proprio chiuso tutto. Il mondo ha continuato a produrre e quindi in qualche modo qualcuna delle nostre imprese è stata messa in difficoltà perché è stata sostituita. Adesso però è un mercato fermo complessivamente, quindi noi abbiamo un doppio problema, quello di esserci fermati completamente e qualcuno ci ha rosicchiato fette di mercato. E poi adesso il mondo è fermo e noi facciamo fatica ovviamente ad avere interlocutori che siano clienti o che siano fornitori. Lei giustamente fa riferimento, immagino, soprattutto alla Germania, perché la Germania alcune produzioni, soprattutto le più significative, caratterizzanti, non sono mai state fermate sostanzialmente, ridotte ma non fermate. Le chiedo, c'è stato quindi, secondo lei, è stato commesso un errore? Sì, per me sì. Chiudere completamente la produzione è stato uno sbaglio, a mio parere. Perché poi la fabbrica è un luogo sicuro, cioè noi sapevamo chi poteva entrare e chi no, perché sono tutti dipendenti, i controlli, i distanziamenti, la mascherina, sono state precauzioni che sono state sottoscritte da un accordo sulla sicurezza. Io credo che tra gli errori fatti, perché poi l'appello alla unità deve esserci ed è la precondizione, ma non vuol dire che non si possa criticare ciò che non è andato bene, perché altrimenti vorrebbe dire essere anche colpevoli di non fare un'analisi puntuale che va fatta seriamente, senza per questo strumentalizzazioni. Ecco.
Però la critica sì c'è, io non avrei chiuso tutta la produzione, io avrei invece fatto sì che le precauzioni, quelle appunto del distanziamento, della sicurezza, dell'igienizzazione, anche dei locali, oggi sappiamo che si possono anche fare in maniera molto seria queste operazioni senza neanche dei costi così eccessivi, però avremmo dovuto lasciare aperto e invece è stata chiusa. D'altra parte, Arboit, non è che abbiamo chiuso proprio tutto, perché noi abbiamo continuato ad andare ovviamente al supermercato, abbiamo continuato comunque ad avere delle condizioni primarie di vita, ma perché abbiamo considerato il lavoro non primario? Questo ci ha messo un po' fuori alcune realtà, quelle tedesche, che hanno continuato a produrre, quando hanno smesso di avere approvvigionamento dall'Italia e dal Veneto in particolare, penso all'automotive, hanno semplicemente chiesto all'azienda che aveva lo stampo, magari in provincia di Vicenza, di prenderlo e portarlo in Polonia, perché in Polonia avevano continuato a produrre. Allora, anche questo per i diversi settori è stato un elemento di penalizzazione. E l'altra cosa che va detta proprio in questo esempio, a titolo proprio esemplificativo, perché altrimenti si rischia di parlare del tutto, poi sembra di strumentalizzare. Io assolutamente non me la sento di strumentalizzare perché è troppo serio il problema. L'altro aspetto, quello del sistema moda di cui dicevo prima, se il grande cliente non ti chiede, diciamo, la prototipazione o la consegna di tutta la merce che c'era per esempio per la stagione primavera-estate, perché alcuni mercati non si sono mai fermati, ho dei casi specifici e questo però riguarda proprio il sistema moda, bisognava consegnare tutto il primavera-estate, non è stato consegnato perché è detto che il sistema moda era chiuso per codice Ateco. Quanti danni abbiamo fatto alle nostre imprese? Ecco perché questa è una critica che io faccio in maniera molto puntuale e molto dura. Danno alle imprese, ma parlando di sistema moda, il danno è più complessivo e riguarda il Made in Italy. Sì. Soprattutto il Made in Italy, perché se il Made in Italy com'è è veramente un valore, poi lei ha avuto anche modo professionalmente di seguire importanti realtà del Made in Italy, lei sa che è un valore da difendere quotidianamente. Noi alle volte pensiamo che il Made in Italy sia un po' come la Basilica di San Marco, è qui e resterà qui e chi vuole vederla deve venire qui. Oggi il Made in Italy è una sorta di marchio ombrello da difendere, perché nel mercato delle emozioni, che è quello che riguarda proprio l'economia oggi, cioè tu compri perché c'è qualche cosa che ti affascina, c'è qualche cosa che rende interessante il mercato, noi diamo per scontato che il Made in Italy sia un elemento di valore, ma va difeso e quindi va tenuto sul mercato. Se non lo trovi, verrà sostituito e qualcuno vuole sostituirlo. E allora il Made in Italy è stato particolarmente penalizzato perché invece di essere presidiato sui territori si è detto vabbè, tanto chiudiamo un po', tanto comunque se vogliono comprare Made in Italy dovranno tornare da noi perché lo possiamo fare solo qui, dimenticandosi che se tu cominci a non trovare più quel prodotto sul mercato, lo sostituisci con qualcos'altro. Diciamo che il principio generale è che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Questo è proprio vero e lo è ancora di più in economia. E quindi anche così sullo sfondo di ciò che dobbiamo fare, intanto bisogna che aiutiamo le nostre imprese che hanno avuto gravi perdite in questi 3 mesi a restare sul mercato, perché poi non sono solo i 3 mesi del passato, cioè quelli di chiusura totale, ma saranno tutto ciò che ci porterà da qui all'anno prossimo a diverso titolo. Anche lì vorrei fare un esempio. Io più che sostenere la spesa per il monopattino avrei preferito gli incentivi per l'automotive. L'automotive sapete quanto vale in Italia? Beh, guardate, la meccanica meccatronica che sta attorno all'automotive è nella grande, diciamo, pacchetto del manifatturiero di tutta la componentistica quasi il 10%. Solo automotive. Noi siamo molto legati alla Germania, che è leader delle grandi produzioni, ma se non aiutiamo a cambiare la macchina, noi vediamo i parchi auto fermi, ma noi vediamo solo l'ultimo pezzo della cosa, cioè il parco auto fermo. Manca tutta la filiera in mezzo, cioè le nostre imprese che lavorano per le grandi case automobilistiche, tutta la componentistica,
tutta la ricerca correlata, certo, che vale per l'Italia e per il Veneto moltissimo. Tra l'altro, la Francia, Macron ha investito molto sull'automotive, perché è un aspetto che magari è passato un po' in cavalleria. In realtà il governo francese ha adottato proprio un pacchetto a favore dell'automotive, soprattutto della transizione all'elettrico. Perché hanno capito quanto valesse. Peugeot Renault è il gruppo più importante, che adesso peraltro è in corso questa trattativa di acquisizione anche da parte di FCA, ma guardate che vale in termini di posti di lavoro e valore aggiunto tantissimo. Quando si parla di automobile non è solo l'aiuto alla famiglia che cambia la macchina, questo forse è il pezzettino ultimo, ma i posti di lavoro che stanno nell'automotive sono enormi, sono veramente numeri impressionanti. Il valore, cioè l'acquisizione di materia prima, la trasformazione, la catena di fornitura che è molto lunga, perché la macchina è un concentrato di tecnologia, di materiali, tutto c'è nella macchina. Pensate, il distretto della Concia, io sono stata 2 settimane fa in visita proprio per parlare di come sta rallentando, complice il blocco, diciamo, dei consumi legati all'automotive e non aiuto a questo settore, che cosa sta comportando anche nel settore della Concia, perché tutto il pellame di grande valore va nell'arredo e nelle macchine. Tra l'altro c'è tutto l'aspetto collegato alla filiera sostanzialmente, perché poi si parla di automotive, si parla di filiera, tra l'altro automotive che già a inizio anno stava male, perché sì, la crisi dell'auto tedesca già mordeva forte all'inizio dell'anno, c'erano già delle situazioni di criticità anche in Veneto. C'era un rallentamento evidente. E per questo che bisognava intervenire. Già diciamo, io immagino che si sarebbe dovuto intervenire nella finanziaria 2019, quindi pre-Covid, non si immaginava che cosa avrebbe potuto accadere. Però, come diceva lei, la filiera dell'automotive è particolarmente lunga, perché poi riguarda veramente migliaia di imprese di tutti i settori. E aveva avuto un rallentamento legato a cosa? Ai consumi interni, perché le macchine sono acquistate dalla generalità delle persone, che poi sia un segmento alto, medio o basso, però tutti acquistano un'auto, devono acquistare un'auto. Quindi significava che un rallentamento dei consumi aveva già avuto dei segnali evidenti. Poi è arrivata l'emergenza Covid, e questo ha dato un colpo mortale. Che cosa deve accadere allora nelle grandi economie quando succedono, cioè anche questo combinato disposto di una crisi strutturale così definita e di una crisi da emergenza, che devi iniettare risorse pubbliche. Questo secondo me è il grande bivio in cui l'Italia e l'Europa si trovano. O l'Europa veramente decide che presidia i suoi segmenti di valore, l'automotive è un segmento di valore per tutta Europa, perché le grandi case siedono qui, perché la ricerca viene fatta qui, poi su questo c'è diciamo, l'est del mondo, ma anche gli Stati Uniti che hanno una buona produzione di sistema dell'automotive, che però presidiano i loro territori, ma l'Europa è il mercato nobile di questa. Certo. Allora, che cosa vuole fare? L'Europa farà qualcosa per i suoi settori strategici? La domandona finale è: in un momento di crisi finanziaria, anzi di crisi economica che ha anche una sua derivazione finanziaria, mentre qualche anno fa partivamo da quella finanziaria, questa economica, oggettivamente si perdono i posti di lavoro, manca il potere d'acquisto, mancano gli investimenti. L'Europa, se esiste, che la domanda l'aveva posta il patriarca in una, lei sa, Cristian, che con lei abbiamo sempre commentato sì, anche le parole del patriarca, io esatto, le ho seguite tutte le vostre messe, le messe del patriarca. Sottolineiamo. Se l'Europa esiste deve dimostrarlo ora, cioè non è un assunto così. E come lo deve dimostrare? Iniettando risorse nei settori nobili, e il settore nobile è l'automotive per l'Europa.
La interrompo solo un attimo, Assessore, perché la cronaca, come sa, incombe. Siamo al telefono e lo ringrazio con il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin. Sindaco, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, Sindaco. Buongiorno Sindaco, Donazzan. Sindaco, c'è la Donazzan, l'assessore Donazzan in studio. Assessore, buongiorno. Ciao. Ciao, ben trovata. La saluta. Allora, Sindaco, in queste ore c'è apprensione a e su Feltre, perché ci sono questi contagi, questi 5 contagi perlomeno fino a ieri sera, un nuovo focolaio all'Eurobrico che è appunto nella zona della Zuecca, nella zona commerciale della Zuecca, per intenderci alle porte di Feltre, finita la Cugliada. Sindaco, com'è la situazione? Ci può aggiornare? Sì, ma direi che la situazione è sicuramente sotto controllo e sono stato informato immediatamente ancora l'altro ieri sera dal dottor Cinquetti, che è responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Erano stati trovati questi 2 casi perché erano sintomatici, quindi insomma si sono fatti visitare, sono stati tamponati e sono risultati positivi. E il Dipartimento, devo dire, ha la situazione perfettamente sotto controllo, hanno fatto immediatamente i tamponamenti di tutti i colleghi di lavoro e questa è già una buona notizia, né fra i colleghi di lavoro né fra la clientela che ha frequentato il centro nei giorni precedenti si sono riscontrati positivi. I 3 positivi che sono risultati ieri sono per il momento della rete intrafamiliare delle 2 persone, insomma, per cui questa è la dinamica. Ovviamente adesso il Dipartimento sta procedendo, giustamente per precauzione hanno ritenuto di chiudere il centro per qualche giorno, ma insomma credo che domani già potranno valutare se ci sono gli stati per la riapertura, ma pare anche di sì, insomma, al momento, però questo lo valuterà il Dipartimento. Quindi per cui direi che la situazione è monitorata, sotto controllo. Il tema giusto da porsi, secondo me, che non è per tutti noi cittadini, dico, non è ancora il momento di abbassare la guardia, ecco. Quindi l'invito è veramente a rispettare distanziamento fisico, portarsi sempre in tasca la mascherina, evitare gli assembramenti o se si vede che ci sono, evitare di fermarsi, insomma, ecco. Questo soprattutto nei negozi, nei centri commerciali dove comunque ci sono degli assembramenti o c'è il rischio elevato di assembramenti. Tra l'altro lei citava il dottor Sandro Cinquetti, che è il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti. Fino a qualche settimana fa Cinquetti era direttore a Treviso e aveva un po' gestito tutto il focolaio anche della geriatria attorno al Cafoncello, quindi è uomo di sicura esperienza. Quindi, Sindaco, se ho ben capito, gli screening stanno andando avanti anche nella giornata di oggi, si prosegue con i tamponi. Sì, come nella giornata anche ieri sera si continua a fare il tampone ricostruendo il tracing, insomma, dei contatti dei positivi e con la procedura ormai erogata, insomma, che abbiamo conosciuto un paio di mesi fa, e quindi l'importante è isolare immediatamente se ci sono nuovi casi, come è stato fatto in questa situazione. Ecco, le faccio una domanda un po' personale. Feltre è stato uno dei primi focolai, l'ospedale di Feltre in provincia di Belluno, poi la situazione è ritornata alla normalità, poi c'è una specificità, una peculiarità del sistema feltrino, della sanità feltrina che appunto allarga le sue competenze alla Valle di Primiero, in parte anche alla Valsugana. Abbiamo qui l'assessore Donazzan, la zona quindi di Cismon, Enego, quindi diciamo che la sanità feltrina ha un suo peso specifico e strategico. Ma ecco, quando ha saputo di questo nuovo focolaio, dopo settimane di cessato allarme, lei personalmente cosa si è sentito? Ma diciamo che è una questione che abbiamo in ogni caso ormai data per superata, no? La pandemia in corso, quindi in qualche misura c'era anche attesa di capire come evolveva la situazione, per cui diciamo che non mi ha stupito più di tanto, e è nell'ordine delle cose. Mi verrebbe da dire che ci possano essere ancora casi. L'importante è che quello che abbiamo passato ci sia servito per imparare perfettamente le procedure, e questo da parte della sociosanitaria è assolutamente ormai acclarato, direi, perché la reazione è stata ipertempestiva e molto buona. L'altra cosa appunto riguarda invece le persone, tutti noi.
nel senso che, ripeto, non è il momento di abbassare la guardia ancora, e siccome ho notato, ecco, questo sì, è anche normale se vogliamo, dopo i mesi che abbiamo fatto chiusi in casa, un certo rilassamento delle persone, ecco, su questo invece inviterei ancora a vigilare, anche perché c'è la possibilità di fare tutto ciò che si vuole, di andare al bar, di andare al ristorante, di fare 2 passi in centro, lo si può fare tranquillamente in sicurezza, basta avere l'avvertenza di evitare di fare l'assembramento delle 100 persone davanti a un locale, per dirne una, insomma, e questo va a beneficio di tutti, va a beneficio della salute delle persone, quindi poi degli operatori che si trovano a gestire le situazioni, e anche a beneficio del tessuto economico che ha bisogno, come dire, di ripartire. Il tema è questo, insomma, dal comportamento di ciascuno di noi dipende veramente molto della tenuta del tessuto socio-economico locale attualmente. Sindaco, grazie mille, grazie per questo suo aggiornamento e buon lavoro. Molte grazie, arrivederci Assessore. Buona domenica. A presto Paolo. Sindaco, buon lavoro. Era il sindaco di Feltre, Paolo Perenzina, che ci ha aggiornato su questo nuovo focolaio in Veneto. Lo ricordo, 5 positivi al momento, si tratta comunque di soggetti che sono in condizioni buone, prevalentemente anche asintomatici. Questo va ribadito perché in queste settimane stiamo assistendo ad un virus che sembra meno forte, poi anche qui il mondo scientifico si sta spaccando, si è spaccato più e più volte. E quando mai? Quindi... No, sorridiamo perché la situazione ovviamente è sempre in una continua ricerca e analisi, però è anche vero che le contraddizioni possono emergere. Quello che dobbiamo cercare di fare è, come ha detto anche il sindaco e l'ha detto bene, cerchiamo di capire che il rispetto delle regole le accettiamo per come sono senza doverle contestare ogni volta. Io non sono uno scienziato e non so dire se è più o meno virulento oggi, appare molto meno virulento. A voi che avete sempre dato conto quotidianamente reso conto che il presidente Zaia, peraltro con uno sforzo anche fisico notevole da parte sua e da parte vostra, però si è visto che cosa sta accadendo e quindi qua un completo azzeramento, ma poi accadono casi come questi. Quindi quello che ha detto il sindaco io lo condivido, cerchiamo di mantenere sempre un po' di precauzioni, facciamolo con serenità perché ne va della nostra vita di normalità e anche di economia, perché non è che possiamo morire di fame, come mi ha detto ieri un'imprenditrice, ma sani. Dobbiamo fare in modo di stare bene, in salute, evitare di avere comportamenti che possano essere così non corretti, ma sapere che dobbiamo rimettere in ordine l'economia e che il rischio zero non c'è mai, non poteva esserci mesi fa, non c'è nemmeno oggi, un po' di precauzioni servono. Un'altra cosa che è interessante che ha detto il sindaco dopo la sua domanda, Christian, è stato che stanno facendo i tamponamenti, quindi quello che abbiamo imparato sono le procedure, l'ha detto anche Perenzin e condivido. Oggi siamo più sicuri proprio sotto questo punto di vista, se accade una cosa la sappiamo gestire. Dall'altra è che è il nucleo familiare, cioè è un fatto che accade molto spesso all'interno del nucleo familiare, il fatto che poi ci siano, perché è una permanenza in famiglia, il fatto che tu sia a lungo a fianco di alcune persone che magari sono portatori. Ecco perché serve anche tracciare tutti, perché così in questo modo si può anche vedere come si sta muovendo la bestiaccia maledetta. La bestiaccia maledetta è assolutamente maledetta e insidiosa, invisibile, e chi più ne ha più ne metta. Adesso dovremmo collegarci, Assessore, ma forse non è ancora pronto, con il Presidente dell'Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, e proprio per capire qual è un po' qual è lo stato dell'arte del manifatturiero nel Veneto. Da un punto di vista occupazionale, Veneto Lavoro, la Regione, noi monitoriamo quotidianamente. Avete già fatto i conti, siamo sui 65.000 posti persi, 65-70.000 posti persi, vuol dire che Cristian non ci sono più, questo è drammatico. Rispetto allo stesso periodo Dell'anno precedente. Esatto.
E se c'era stato quel rallentamento iniziale per alcuni settori, dall'altra parte però i primi mesi dell'anno, gennaio, febbraio, per alcuni altri erano pieni di lavoro. C'è tutto il sistema moda, tutto il sistema del lusso, l'agroalimentare, stavano marciando. Quello che era un pochino rallentato era l'automotive sostanzialmente. Quindi noi stavamo in una fase di economia di grande crescita. E poi è accaduto quel che sappiamo. Adesso abbiamo due punti, a mio parere, che vanno affrontati con grande attenzione. Uno è come impatterà il turismo, perché sappiamo già che impatterà. Dipende da quanto e per quanto tempo. Il turismo vuol dire che stiamo parlando di uno dei settori preziosi del nostro territorio, vuol dire che sono investimenti immobiliari, investimenti in strutture. Eravamo anche lì in una fase di grande crescita perché il turismo stava crescendo e bene. Io mi confronto col collega Caner, diciamo quotidianamente. Tra l'altro stava crescendo anche nell'entroterra, nelle città d'arte. Nelle città d'arte avevamo fatto una cosa che non accadeva da mai, cioè quello di riuscire ad accompagnare, ad avere veramente una politica industriale del turismo da parte della regione. Cioè mentre prima avevi grandi presenze su Venezia, una parte importante su Verona al lago, però era turismo tutto che si muoveva per conto proprio. Nelle politiche della regione abbiamo focalizzato l'accompagnamento e quindi una promozione di tutto l'intero territorio. Complici anche due grandi vittorie, quella dell'UNESCO, del patrimonio quindi delle colline di Conegliano Valdobbiadene, i mondiali e le Olimpiadi su Cortina davano la fotografia di un Veneto in grande crescita e con grandi investimenti. E dopo, quindi questo, come facciamo a non perderlo? Questa è la domandona che dobbiamo porci come regione, perché adesso apriamo una nuova stagione, chiaramente noi siamo in scadenza, certo. Ma la prossima giunta regionale dovrà occuparsi molto di come presidiare i segmenti di valore dell'economia e soprattutto del turismo. Ma vedo che c'è. Ecco, le rubo il mestiere, vedo che c'è. Ma è il mio sogno, lei oggi mi dà una gioia grande, quasi condurre un telegiornale. La ringrazierò per sempre. Abbiamo qui Mario Pozza. Abbiamo qui Mario Pozza, ma prego, lo annunci lei, Assessore. No, lei è molto più bravo, faccela, prego. Siamo collegati, c'è via Skype il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza. Lo ringrazio. Pozza, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Presidente. In particolare all'assessore. Grazie buongiorno. Presidente, è da tutta la settimana che la rincorro, quindi la prego non mi denunci per stalking, porti ancora un po' di pazienza. L'ho rincorsa per tutta la settimana, so che ha avuto tantissimi appuntamenti, del resto i temi sul tavolo sono tantissimi, per avere da lei un giudizio franco sugli stati generali dell'economia. Quindi riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro di una settimana fa a Villa Pamphili il Premier Conte terminava gli stati generali dell'economia, 10 giorni di confronti con le associazioni di categoria, Confindustria, sindacati, artigiani e quant'altro. Parafrasando Raff, cosa rimarrà di questi stati generali? Ma bisognerebbe avere una sfera di cristallo per sapere cosa rimarrà. C'è stata questa vetrina in questa splendida cornice, un monumento, direi che tutti ci invidiano, un monumento, una villa con il giardino italiano, una delle bellezze per cui i turisti vengono in Italia, no? E cosa si è prodotto? Ma innanzitutto per 7 giorni abbiamo visto questa splendida location, poi sui contenuti ovviamente ogni associazione di categoria, ogni portatore di interesse ha portato cosa si dovrebbe fare per chi rappresenta. Ovviamente il sistema camerale lo stesso ha partecipato a questa 9 giorni, però adesso cosa produrrà bisognerà vedere in futuro. Il Presidente del Consiglio ogni volta che viene in televisione dice bisogna fare questo, bisogna popolarizzare, bisogna aiutare le imprese, eccetera, ma con il bisogna non si va da nessuna parte, devono farlo. O si mettono in atto concrete azioni o altrimenti è un continuare a parlarsi. Perché dico questo? Perché nei primi 3 decreti che il governo ha varato, i DPCM famosi, mancano ancora tantissimi decreti attuativi e se quei decreti attuativi non sono operativi non possiamo applicarli
e di conseguenza rimaniamo fermi con i provvedimenti che dovrebbero andare a sostegno delle imprese e al turismo e tutto quello che ovviamente è il tema che da un po' di mesi da questa parte ne discutiamo in tutti i tavoli. Aspettativa, non è che ci siano tante aspettative, perché purtroppo io come amministratore pubblico sono anche imprenditore, le camere di commercio sono gestite da imprenditori e vediamo che i provvedimenti che il governo ha preso purtroppo sono provvedimenti che non sempre vanno incontro alle esigenze delle imprese. E così ovviamente deve essere anche, perché non ci sono solo le imprese in Italia, ma però se le imprese non ripartono il sistema paese non riparte il manifatturiero, non riparte il turismo e lo vediamo sotto gli occhi di tutti. Io faccio sempre il paragone di confronto con gli altri stati, Germania e Francia. Abbiamo avuto in questi mesi uno scambio di informazioni tramite le nostre camere di commercio italiane all'estero. So che alcuni dirigenti sono stati ospiti anche di Antenna 3 proprio per portare la testimonianza dei provvedimenti che quei governi mettono in campo e purtroppo devo dire che non è per lamentarci, però se tanto mi dà tanto, abbiamo visto che a loro hanno dato contributi a fondo perduto, a noi addirittura non a fondo perduto, ma difficoltà a avere i finanziamenti per la troppa burocrazia. Il primo male. Nei giorni scorsi ho mandato una lettera al presidente Zaia ed è stata sottoscritta da tutte le categorie economiche del Veneto: artigianato, agricoltura, commercio e industria e turismo, tutte, chiedendo al presidente Zaia che si faccia portatore nella conferenza Stato-Regioni delle istanze della nostra regione, dei nostri imprenditori, perché siamo senza infrastrutture, non solo stradali, ma anche informatiche, l'abbiamo visto, mancanza di credito, la burocrazia, una politica di rilancio del turismo. Non abbiamo chiesto tante robe, l'unica cosa che non abbiamo chiesto sono stati i soldi. Noi non chiediamo soldi, chiediamo provvedimenti seri ed è quello che l'imprenditore ha bisogno, una politica seria di rilancio, una politica industriale e questo purtroppo non c'è. E questo è un po' il punto, soprattutto il nodo infrastrutture, Presidente. Ne abbiamo parlato tanto questa settimana, in apertura abbiamo dato l'aggiornamento della situazione sulle strade del Veneto. Ogni volta è come se fosse la prima volta, fondamentalmente, quindi alle mani in tilt, la 27 con i cantieri che ormai stazionano lì da mesi e mesi, quindi con vari imbottigliamenti. Stamattina ho sentito per esempio il sindaco di Longarone, presidente della provincia di Belluno Padrin, che sta sorvegliando perché comunque ogni domenica lo snodo di Longarone diventa uno dei più martoriati in tutto il Veneto. Fra poco forse sentiremo anche il sindaco di Jesolo per capire com'è la situazione. Se non altro questa settimana c'è stato l'ok del CIPE alla Via del Mare. È un passo in avanti questo? Ma è un passo in avanti, però dopo si deve concretizzare. Lunedì mattina sono stato su a Longarone, anzi a Belluno, no? Che ho incontrato Padrin con le categorie economiche. Allora, i cantieri erano tutti aperti, non ho visto un uomo lavorare, siamo partiti alle 9, siamo rientrati all'1, non ho visto un uomo lavorare, ho visto solo paletti, recinzioni e basta. Allora, il turismo e a fianco al manifatturiero sono le due voci più importanti. Abbiamo i campionati mondiali, abbiamo le Olimpiadi, patrimonio UNESCO delle nostre colline, patrimonio UNESCO dell'Olmiti. Bene, se questo è il biglietto da visita che uno sta ore e ore in strada, quello non ritorna più la volta successiva. Allora bisogna prendere una decisione quando iniziamo a mettere mano a un progetto di rilancio della viabilità, di uno sbocco al nord che il Veneto non ha. Il 70% delle nostre merci passa per il Brennero, il resto passerà per il Friuli, perché adesso fortunatamente stanno finendo i lavori sulla 4 verso Trieste. Ma noi abbiamo bisogno di un rilancio. Se riparte la zona logistica speciale di Marghera e Rovigo, è un'opportunità per tutta questa area e quindi dovremmo dotarla di strumenti per poter renderla operativa. Dove li facciamo andare? Tutti verso il Friuli? E allora dopo la gente dalla montagna scappa, perché se non ci sono infrastrutture ovviamente va via. La banda larga doveva essere fatta entro il 2021 in Veneto, l'hanno spostata al 2023, le risorse ci sono e perché questo? Siamo la seconda economia d'Italia e siamo nelle condizioni di un paese di terzo mondo. Colpa di chi? Dei gestori che non vogliono cablare dappertutto perché magari certe aree sono meno remunerative che altre. Ma però qui
ci deve essere un provvedimento del governo che obbliga ai gestori anche di coprire quelle aree lì. Quindi ci sono tante opportunità da mettere in campo, ma però non c'è chi sa guidare la bussola di questo paese, a mio avviso, oppure è molto lontano o non riesco a capirlo. E perché, Assessore Donazzan, c'è sempre questa ritrosia a parlare di infrastrutture? Perché poi, parlando con tanti imprenditori, come diceva il Presidente Pozza, nessuno chiede contributi a fondo perduto. Tutti chiedono semplificazioni, tutti chiedono soprattutto pagamenti in tempi celeri alla pubblica amministrazione, perché anche questo è un nodo. Pochi giorni fa il Sole 24 Ore titolava proprio su questo: l'allarme degli industriali delle categorie è relativo a questo, non tanto l'incertezza del pagamento, perché la pubblica amministrazione paga, quanto i tempi. Ma questi nodi come si fanno a sciogliere? Perché le faccio una domanda da mettendo la giù dura. Io concordo con il Presidente Pozza quando dice dobbiamo portare le istanze del territorio più produttivo d'Italia, ma anche più dinamico. Lo dico perché in termini anche di valore, di dinamismo, in questo caso il Veneto e l'Emilia Romagna, che è molto simile a noi, sono quelle che sono strutturate in maniera molto agile, hanno una fotografia di filiere molto diversificate, di imprese medio-piccole, quelle grandi stanno dall'altra parte, quindi noi abbiamo anche una tenuta sociale, oltre che economica, che è particolarmente interessante e per la quale dobbiamo rispondere in questi termini. Ma dobbiamo trovare qualcuno che ci ascolti, perché quello che io ho trovato incredibile in questi mesi, ma anche molto faticoso, è non avere chi ti ascoltasse dall'altra parte. Cioè, cosa può fare una regione? Perché poi io sono un amministratore regionale, io posso fare delle cose e a me devono essere chieste queste. E se non le faccio devo essere punita in qualche caso, cioè nel senso no, vieni condannata politicamente di fatto, questo è il senso della punizione. Ma il problema è che governo e Stato appaiono talmente distanti che alcune cose di estremo buonsenso, quello di fare i lavori nelle strade, ma perché non li abbiamo fatti a febbraio, marzo, aprile, maggio? Li facciamo adesso in estate? Ma il pericolo qual era? Quello del Covid in mezzo alla strada e di non presidiare invece dei lavori che vanno fatti in distanziamento, con tutto quello che andava fatto. Perché perdiamo sempre del tempo e rimandiamo sempre i problemi? Perché fare gli stati generali dell'economia quando le domande e le risposte sono lì, pacchi di roba da anni? Da anni, prendi quelli, metti tra le priorità, dici faccio queste 3 cose, ma le faccio? No, rimettiamoci a chiacchierare, perché scusatemi, ma le passerelle piacciono quasi a tutti. Io le trovo ormai quasi un rischio di prendersi i pomodori dalla gente normale, perché questo sta accadendo nella critica che c'è tra le persone. Prendi i progetti che ci sono già, mettili, falli, dimostra che sei in grado di farli, perché poi non sono cose irrealizzabili. I problemi dell'Italia li abbiamo analizzati 1000 volte, sono sempre quelli. Quindi ecco, ritorno alla battuta di prima, ogni volta è come se fosse la prima volta, è un continuo ritorno sostanzialmente. Un'ultima battuta, Presidente. Cuneo fiscale, si parla di taglio del cuneo fiscale dal 1° di luglio. Ecco, questo di fatto è la misura immediata promessa dal governo dopo gli stati generali. Può bastare come boccata d'ossigeno questa misura? Ma io non ci credo, perché allora si parlava di uno sconto dell'IVA, di un abbassamento dell'IVA, allora alle 12 dice una cosa, alle 18 c'è già un'altra. Io credo che si debba fare una politica fiscale, magari graduale, che vada incontro alle imprese, al cittadino, perché abbiamo una pressione fiscale altissima, anche nelle buste paga il 65% sono tutti oneri che vanno fuori dalla busta paga, e quindi per carità ben venga, però non, come dicevo prima, devono essere azioni messe in campo con una prospettiva, non tamponamenti dati dal momento, perché altrimenti non avremo mai fuori. Il debito che questo paese ha si continuerà ad accumulare, ma possiamo fare dei provvedimenti a costo zero,
come ho detto prima, nella sburocratizzazione, in certe pratiche che non ha senso più farle, che sono costi per le aziende. Già quello è uno sconto che tu fai all'impresa, perché quando un'impresa è obbligata ad avere un amministrativo che debba seguire tutta la burocrazia che tu devi mettere in campo, permessi, autorizzazioni, e per la sicurezza, per l'esportazione, per il personale, questo qui è un costo. Se io già tolgo questo, è un costo che non vado a togliere soldi allo Stato, è un costo che faccio risparmiare l'azienda e di conseguenza mi rimane di più di utile e soprattutto mi rende competitivo verso i concorrenti. Tra l'altro, perché il problema nostro è la concorrenza che noi non possiamo più battere grazie alla capacità, all'inventiva, al Made in Italy, perché ormai purtroppo vediamo che lo standard delle produzioni sta avendo dei livelli, anche grazie alla tecnologia, elevati dappertutto, e noi dobbiamo puntare su cosa? Su quella nicchia che noi conosciamo bene, dell'artigianità, della manualità, ma che non è solo all'interno delle fabbriche, ma è nella scuola, nell'orientamento ai mestieri, e qua nel sostegno. Qui c'è l'assessore che apriremo un fronte. Esattamente, è un giusto fronte. Abbiamo trascurato la scuola in questo sì, periodo. Assolutamente, ha ragione il Presidente Pozza, perché poi moltissime cose veramente non avrebbero costi. Però io e il Presidente Pozza sappiamo perché si è sempre fermato, perché sennò il cittadino che ci guarda dall'altra parte dice: ma scusa, ma se è così, perché tutti sappiamo che è così, perché non si fa? Perché bisognerebbe andare ad alleggerire lo Stato, esattamente, perché dimostreresti che larga parte di spesa pubblica, che è incardinata nella burocrazia, che deve dimostrare a se stessa di avere una ragione per esistere, e quindi sono quelle procedure. Mi serve quella vaglia, quella validazione, quella approvazione. Se non ho tutte quelle approvazioni non arrivo alla fase finale. Penso solo alle soprintendenze. Guardate, in questo periodo mi sono dovuta occupare anche di ville venete perché sono sottoposte oggi a un'aggressione notevole da qualche speculatore straniero che vuole comprarle. Una villa veneta oggi esiste se fa un po' di economia, giusto Presidente Pozza, visto che parliamo... Economia vuol dire che le devi permettere di diventare un resort, un albergo, di fare un po' di ristorazione, di avere una piscina. È impossibile. E chi la mantiene? Lo Stato? E tutti quelli che devono dare i permessi, i contropermessi, la valutazione del piano, del paesaggio. Ma io mi chiedo se tutto questo abbia un senso oggi. No, perché come dice il Presidente Pozza, se noi già alleggerissimo larga parte di queste pratiche proprio alla voce, certo, pratiche, noi avremmo per le imprese una riduzione di costi. Potrebbero essere mille gli esempi, ma al di là degli esempi che facciamo al cittadino, la risposta è: non è mai stato fatto, perché altrimenti andresti, finalmente, aggiungiamo, a dire che larga parte di uffici pubblici per la complicazione degli affari semplici andrebbero ridotti. Ma io credo che oggi non ci siano più sconti, e se ci dovesse essere un decreto vero, perché il decreto semplificazione, Presidente Pozza, non so se tu l'hai letto, io non l'ho ancora visto, lo hanno annunciato. È un miraggio. Io sono per sfidarli, mettiamogli noi le cose che vanno tolte, così gli diciamo: dov'è che andate in questa partita? Perché noi andiamo qui. Per dare concretezza a quello che stiamo dicendo, quindi a monetizzarlo più che dare concretezza, sì, la CGIA pochi giorni fa, avevamo sentito anche Paolo Zabeo del Centro Studi, aveva computato, aveva calcolato i costi della burocrazia, e la burocrazia costa 100 miliardi all'anno alle imprese. Questo è il costo della burocrazia in Italia. Insomma, il commento, infatti, guardi, vi do un esempio semplice. Lo sportello unico per le attività produttive, il cosiddetto SUAP, dovrebbe essere su tutto il territorio nazionale. Invece non è così. Una parte del Veneto c'è, in certe province c'è, in certe altre non c'è. Ma se c'è un programma nazionale di sportello unico per agevolare gli insediamenti e le imprese, eccetera, eccetera, perché non lo rendi obbligatorio? Non si può rendere obbligatorio per le lobby, per la burocrazia, per questo e per quello. Questo è purtroppo un problema quotidiano che noi viviamo come sistema camerale, perché dobbiamo sempre interfacciarci con sistemi informatici diversi l'uno dall'altro. Costano all'amministrazione pubblica, ma costano soprattutto all'imprenditore, perché le risposte le dà in tempi più lunghi e in costi anche. Certo.
Grazie Presidente Pozza per la chiarezza e per aver proprio reso concreto quello che appunto stiamo dicendo da tempo, e ringrazio anche lei per la puntualità e le informazioni che in questo periodo ha sempre diffuso attraverso la nostra emittente. Non si è mai sottratto a inviti, a domande, quindi la voglio ringraziare a emergenza quasi finita, emergenza sanitaria perlomeno. Grazie al Presidente. Grazie a voi, un saluto all'assessore e grazie a voi per il servizio tra l'altro che avete fatto. Ecco. Io dovrei dire una cosa, guardate, il governo dovrebbe prendere esempio di quanto abbiamo fatto in Veneto, associazioni di categoria, camere di commercio, Regione Veneto, prefetture. C'è stato un modello di relazioni che ha fatto sì che tutti i provvedimenti, le autorizzazioni, ha avuto un suo percorso molto veloce, eccetera, con il minimo di burocrazia, perché purtroppo siamo tenuti, che ha dato un risultato di gestione di un'emergenza molto importante sanitaria, che ne siamo usciti direi in maniera invidiabile da parte di tutti, e anche di sostegno alle imprese e alla società in maniera direi seria, corretta, e che proprio nei giorni scorsi il prefetto ha inviato una lettera proprio di ringraziamento per il lavoro fatto. Quindi direi bisogna, quando c'è dare merito a chi si è impegnato, direi che questo è il modello Veneto in sostanza, quel modello vincente che ci ha fatto sì che da regione di immigrati siamo tra le regioni protagoniste dell'economia non solo italiana ma dell'economia europea. Grazie Presidente, grazie buon lavoro. Buona domenica Presidente. Buona domenica, Ciao, presto. Insomma, non esiste soltanto il modello Genova di cui tanto si parla, ma c'è anche il modello Veneto. A tal proposito, Assessore, la porto adesso al mare, andiamo al mare. Bello. Usciamo dagli studi di Antena 3 e andiamo al mare con Ilaria Marchiori, che dovrebbe essere in questo momento, se non sbaglio, chiedo alla regia, ecco la vedo, a Sottomarina. Ilaria, mi senti? È ferma, invidiabile ma ferma. Hanno problemi con lo zaino. C'è qualche problema, mi dicono dalla regia, cerchiamo meglio Sottomarina assolutamente che Marghera, povera, ho visto la Marchiori sempre presente. sempre presente in unità di crisi, oggi nel suo primo giorno libero la mettiamo a lavorare. Sottomarina è molto bella. No, adesso mi dicono che il collegamento è pronto. Ecco, Ilaria, diceva l'assessore Donazzani, innanzitutto buongiorno, non so se l'hai sentita, ha detto ti vede sempre all'unità di crisi di Marghera, oggi anche per te è un momento, diciamo così, di libertà vigilata, ecco un po', ma comunque. Esattamente, innanzitutto ciao Christian, un saluto all'assessore Donazzani e a tutti i nostri telespettatori. Oggi abbiamo decisamente pensato di cambiare aria e quindi siamo venuti qui a Sottomarina. Non so se riuscite a vedere proprio alle mie spalle tutti gli ombrelloni dei vari stabilimenti balneari, qui c'è anche una bella arietta, un bellissimo sole, quindi una splendida giornata anche per chi ha deciso di trascorrerla al mare. Insieme a me c'è il Leonardo Ranieri, che è il vicepresidente nazionale del sindacato dei balneari di Confcommercio, che ci ha proprio portato lui in questa splendida terrazza per poter far vedere anche a tutti i nostri telespettatori lo scenario marino di cui molti di noi non hanno ancora visto e ce n'è anche bisogno. Innanzitutto grazie Ranieri e benvenuto. Grazie a voi dell'occasione per potervi dare qualche informazione sull'estate 2020. A proposito di informazioni, proprio poco fa lei mi diceva che non avreste mai pensato di poter riaprire. C'è stato un momento in cui stavate per mollare la presa e tutte le speranze. Sì, devo dire che quest'anno è un anno particolare, facevamo 2 battute prima, ma è un anno in cui tutti gli avvenimenti, soprattutto quelli di carattere sanitario, hanno pesato e non poco su tutti noi. Poi chiaramente lo spirito del lavoro, lo spirito che ci contraddistingue generalmente nelle attività turistiche, ma poi come in tutte le attività del nostro Veneto, chiaramente ha prevalso, e quindi devo dire che lo sforzo che è stato fatto
dato da parte degli operatori dal 18 maggio, perché poi è stata quella la data poi che ci ha dato il là per poter riaprire, ripartire, è stato uno sforzo enorme, uno sforzo che ci ha permesso di arrivare a oggi, 28 giugno, una bellissima domenica, a dare i servizi completi a tutti i nostri turisti, a tutti i nostri ospiti, e devo dire anche con, oltre alla qualità che ci contraddistingue, anche con la sicurezza che abbiamo dovuto mettere in campo, ma che devo dire alla fine, tra il nostro lavoro e il buonsenso degli ospiti, sta dando buoni frutti. Ecco, buoni frutti, però abbiamo visto che per essere domenica non c'è quella che solitamente viene definita la classica calca del fine settimana sulle spiagge. Questo è indicativo? Beh, è chiaro che è un anno particolare, è un anno strano, è un anno che sta ripartendo lentamente, probabilmente la parte legata ai numeri finali e alle condizioni con cui chiuderemo la stagione estiva lo vedremo praticamente a settembre. Alla fine faremo un consuntivo finale. È chiaro che per noi lo sforzo è stato quello di rimettere in campo tutti i servizi, ripartendo dalle spiagge, ripartendo dalle strutture ricettive, le piscine, dove è possibile si cerca di fare un po' di animazione. Chiaramente non si riesce a fare quello che si faceva gli altri anni, ma questo è anche una consapevolezza generale, e quindi quello che noi stiamo facendo è tutto il possibile. I numeri in una situazione di questo tipo sono numeri che chiaramente non possono arrivare ai picchi degli altri anni. Abbiamo iniziato molto lentamente, si sta riprendendo, anche durante la settimana le presenze stanno aumentando, sia dell'escursionismo giornaliero, chiamiamolo così, quindi i turisti che vengono al mare in giornata, ma anche nelle strutture ricettive si ricomincia a vedere una stanzialità, quindi persone che fanno qualche giorno, addirittura stanno riprendendo nella settimana, e quindi credo che la speranza sia quella di una ripartenza lenta, ma di una ripartenza che per esempio nei mesi di luglio e agosto possa permetterci perlomeno di riuscire a dare un senso economico anche alla stagione, perché effettivamente rimettere in piedi tutto non è stato semplice. Poi la domenica adesso non è più la domenica del 100%, magari oggi saremo una domenica del 90%, però è una buona domenica, quindi per noi è un motivo di soddisfazione, come dicevo prima, economica da un punto di vista, dar lavoro alle persone, ai nostri operatori, ai nostri collaboratori è stato un successo, perché aver rimesso in piedi tutta la parte dei lavoratori stagionali è stata una buona cosa anche per le famiglie, per tutto l'indotto che ne consegue, e quindi credo che sia per noi un motivo di continuare in una stagione che speriamo sia poi positiva nei numeri finali. Ecco, poche presenze però di turisti stranieri, ci sono state anche disdette, forse per paura? Sì, il mercato che ha subito il contraccolpo maggiore è il mercato estero. Ancora ad oggi si vedono pochissime macchine con targa straniera, che prima invece frequentavano le nostre spiagge in maniera abbastanza assidua. Forse in qualche località del Veneto qualcosa di più c'è, noi stiamo un po' soffrendo su questo, si sta riprendendo, però credo che quest'anno sia un anno un po' da dimenticare per il turismo straniero. Ecco, tra l'altro mi raccontava proprio prima di collegarci con lo studio il vicepresidente Ranieri che ci sono state delle difficoltà proprio nel prenotare anche da parte di italiani, di turisti locali, perché molti si sono ritrovati, e di questo poi potrete parlare anche con l'assessore Donazzano, probabilmente senza le ferie, perché sono state utilizzate tutte durante il lockdown. Sì, nel ragionamento che stavamo facendo prima, appunto la cosa che più forse ha pesato e che sta pesando nella prenotazione delle vacanze è quella della mancata possibilità di molti dei nostri concittadini corregionali, ma anche di tutta Italia, di avere una certezza sulle ferie. Molti hanno avuto il lockdown che li ha bloccati a casa, sono stati richiamati nelle fabbriche,
negli uffici a lavorare, e quindi hanno perso la possibilità di avere, soprattutto nell'inizio stagione. Questo è stato una cosa che diciamo ha colpito soprattutto all'inizio di giugno e questo periodo. A luglio e agosto si sta notando una leggera ripresa, quindi probabilmente nella programmazione anche delle attività c'è la possibilità di riprogrammare qualche settimana di vacanza. È il primo motivo delle disdette, credo. È chiaro che un certo numero di persone ha disdetto anche per la paura, per la poca conoscenza che si poteva avere di come passare una settimana di vacanza al mare, quindi molti avevano il timore di che questa promiscuità potesse creare un contagio, potesse creare una difficoltà di passare la vacanza in relax, che è quella che si passa volentieri al mare una settimana, qualche giorno. E quindi questo è stato un motivo, ma fa parte delle persone che fondamentalmente hanno paura e quindi non uscirebbero di casa neanche se le cose aspettano tempi migliori. Molti invece che volevano venire al mare, questa cosa, approfitto dell'occasione, visto che c'è l'assessore Donazzan, così per dirle anche che la ripresa delle scuole, adesso abbiamo visto il 14 di settembre, speravamo magari una settimana più tardi per dare un po' di ossigeno anche nel mese di settembre, ma comunque non è il primo e quindi sarebbe stato devastante per noi una ripresa delle scuole al primo, perché poi come sapete poi anche lì c'è una ripartenza, ci sarà una ripartenza nelle scuole, le famiglie saranno preoccupate di come mandare i figli a scuola e quindi questo peserà anche sulle vacanze di settembre. Ecco, ci sono stati ovviamente anche degli episodi, no? Cui lei si è trovato ad essere protagonista proprio per il suo ruolo, ad esempio quello di un signore che si voleva in qualche modo ribellare, no? L'utilizzo della mascherina, anche perché ci sono anche queste problematiche poi tra chi ha troppa paura e poi chi invece non ne ha affatto e quindi non rispetta nemmeno le regole basilari. Allora, sì, io oltre a ricoprire il ruolo che ricopro, insomma, ho qualche attività turistica qui e quindi spazio un po' in generale su quello che è anche il sentiment e vedo quello che succede. La battuta di prima su questo signore è vera, nel senso che c'è qualcuno che rifiuta, quindi fa una sorta di quasi ribellione nei confronti di quelli che sono i divieti che ci sono o le osservanze più che i divieti, insomma, che si devono ottenere, e invece altri che sono molto diciamo consapevoli della situazione e che si rendono conto che forse sono sicuramente la maggioranza. È chiaro che non si possono bloccare tutta una serie di situazioni, è difficile per noi operatori essere perfetti noi possiamo fare l'informazione, dare tutti quelli che sono i dispositivi, gli igienizzanti, i distanziamenti, dare tutte queste cose che si stanno applicando, devo dire, in maniera molto corretta, ma io quando siamo ripartiti una delle cose che ho detto anche ai miei collaboratori e anche ai miei colleghi è stata quella che quest'anno sarà l'estate del buonsenso, cioè il buonsenso ci salva, il buonsenso degli ospiti in primis, e vedo che devo dire che si sta andando verso questa direzione, e il buonsenso poi di noi operatori che dobbiamo cercare di essere ligi su queste cose. Il signore della battuta di prima che si rifiutava di indossare la mascherina in un'area diciamo comune di un albergo è vera, ma è chiaro che viene subito ripresa e non viene ammonito uno, ma viene informato che questo è il sistema che dobbiamo utilizzare, dobbiamo farlo per noi e per tutti, per evitare che ci possano essere ulteriori problemi in un'estate, insomma, che poi gli ombrelloni che si vedono al mare devono dare una sicurezza, non possono essere fonte di contagio. Ecco, tra l'altro proprio il buonsenso è sempre il sentimento a cui si è appellato in tutti questi mesi, anche quando alleggeriva un po' le ordinanze, concedeva sempre un pezzettino di più ai veneti. Il presidente Zaia si è sempre appellato al buonsenso dei cittadini, dando sempre estrema fiducia, e quindi ancora anche in questo frangente continuiamo a farlo e ci appelliamo sempre comunque al buonsenso dei turisti in questo caso e di chi viene a fare le proprie vacanze al mare. Il sentore invece tra gli operatori, l'umore qual è? Allora, l'umore non è dei migliori dal punto di vista diciamo del generale. Queste giornate ci aiutano a essere positivi.
prime 2 settimane, diciamo le 2 settimane di giugno sono state 2 settimane difficili, un po' perché si ripartiva, un po' perché effettivamente non c'era proprio movimento, si vedeva, proprio si palpava che c'era una difficoltà di muoversi, di spostarsi. Adesso la situazione è nettamente migliorata. Questa settimana devo dire anche dai numeri, parlando con i colleghi, ma li ho visti anch'io nei miei, è aumentato anche il flusso di turismo, diciamo, dal lunedì al venerdì, che è un buon parametro, perché effettivamente vuol dire che c'è qualcuno, è un buon segnale. Probabilmente vuol dire anche che molti che hanno qualche giorno di vacanza lo utilizzano per fare una scappata al mare, e quindi credo che questo sia un segnale positivo. È chiaro che, come dicevo all'inizio, i numeri li tireremo, le somme li tireremo alla fine. L'umore adesso deve essere un umore chiaramente legato di vacanza, dobbiamo fare il massimo, tutti dobbiamo fare il massimo, e lo stiamo facendo. E però ecco, poi vedremo un attimo, speriamo che le istituzioni poi alla fine, quando tireremo le somme, faremo il consuntivo, ci daranno la possibilità, ecco, di poter scontare magari qualcosina dal punto di vista, diciamo, di quelli che sono tutti quanti i costi fissi generali che noi abbiamo tutti gli anni, che quest'anno saranno un po' duri da digerire, però vediamo un attimo se poi alla fine riusciremo, insomma, a fare una stagione decorosa ed essere, insomma, anche un po' supportati dalle istituzioni in questo senso. Ecco, allora avete sentito un po' qual è l'umore qui tra gli operatori a Sottomarina, qual è la situazione, abbiamo avuto anche un po' di numeri. Ora noi ci sposteremo da questa splendida terrazza e entreremo proprio nel vivo della spiaggia, parlando con altre persone, avendo anche altri ospiti nel nostro collegamento, proprio per avere altre notizie, altri dettagli e magari altre curiosità. Per cui, se dallo studio non ci sono altre domande, io ringrazio il vicepresidente nazionale del Sindacato dei Balneari di Confcommercio, Leonardo Ranieri, per essere stato qui con noi, e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, a te e al tuo ospite Ranieri per questa panoramica, per il panorama e per la panoramica che ci hai fatto, perché insomma c'è anche dell'ottimismo, c'è anche della fiducia, e questo ci fa bene. Assessore, prima diceva, questo è l'atteggiamento di noi veneti. Sì, stavamo dicendo, penso che anche i nostri telespettatori, che vi seguono sempre con tanto affetto, abbiano condiviso, magari questo pensiero sarà venuto a molti. Che bell'atteggiamento che abbiamo noi veneti, è proprio il nostro DNA. Non si è lamentato il vicepresidente, pure ne avrebbe avuta tante cose da dire. Non si è presentato, non si è lamentato, si è presentato invece come un uomo che vuole lavorare, che chiede solo: ma se c'è magari pensate anche a noi, sappiate che noi come regione, certamente sia io che il collega Canè stiamo lavorando proprio a un piano per il turismo, per le imprese, per i lavoratori del turismo, per gli investimenti che devono essere fatti, e abbiamo anche stanziato una bella cifra complessivamente, perché sul fronte del lavoro saranno circa 25 milioni di euro, e sul fronte degli investimenti altri 15 milioni di euro. Quindi noi in questa settimana presenteremo un po' di azioni che faremo, però è una cosa che il turismo per noi è la nostra industria principale, e quindi al vicepresidente nazionale un augurio che vada tutto come lui sta sperando, e a tutti noi: andiamo al mare a Sottomarina, a Jesolo, andiamo a Caorle. Per carità, ovunque, in tutto il Veneto. Da Bibione a Rosolina, nessuno escluso. Esatto. Ecco, allora adesso per noi c'è qualche minuto di pubblicità, poi ci ritroviamo ancora con l'assessore Donazzan, perché ci focalizziamo sui temi della scuola. Si parte il 14 settembre, questa è una delle poche cose certe al momento. Subito dopo con l'assessore Donazzan. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme con l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan. Tema caldo.
Temi caldi, perché i suoi referati in questo momento di fase 3 sono di fatto strategici da tutti i punti di vista. Ma diciamo che adesso diventerà l'emergenza economica certamente, e per quanto riguarda le scuole, le aspettative, le attese voi stessi in tutti questi mesi, tra le cose che mi chiedevate era: ma cosa succederà per la scuola? Allora, sappiate, lo diciamo alle famiglie, ai nonni che sono a casa, ai genitori, che è stata la gestione più difficile, perché abbiamo avuto un ministero e un ministro che non sono stati all'altezza, lo dico sinceramente senza neanche tanti giri di parola, perché queste cose andavano previste già da marzo. Il ministro peraltro pareva avere poche idee, una però gli era chiara nella testa, che non si sarebbe tornati a scuola in quest'anno, e quindi io mi aspettavo che lei fosse già al lavoro per immaginare la ripresa di settembre. Invece siamo arrivati a fine giugno, cioè solo ieri di fatto è stata, anzi solo venerdì è stata chiusa l'intesa con un accordo tra le regioni che hanno riscritto completamente il piano scuola, perché era quasi irricevibile, inemendabile, e abbiamo detto alcune cose chiare. La prima è che non volevamo che si partisse dal 1° di settembre, così spero di rispondere anche al mondo del turismo, che oggi sta a lavorare, ma avrà qualcuno che glielo riferirà. Il ministro voleva iniziare il 1° di settembre, la mia regione, il presidente Zaia con me e l'assessore Caner mi hanno dato mandato di dire una cosa e di ribadirla, cioè no, perché settembre potrebbe essere, e noi vogliamo che sia, un mese anche per l'attività economica del turismo di prossimità. Peraltro io da diversi anni dico che bisognerebbe chiudere le scuole più lunghe a giugno e aprire a ottobre, perché settembre è dimostrato dai dati pluviometrici, quindi non dalle tragedie, che giugno è un mese ancora freddino e piovoso, settembre è un mese molto bello e soleggiato, e quindi io da diversi anni spingo perché ci sia una traslazione del calendario scolastico con l'autonomia. Questo sarà quello che metteremo in campo, almeno per quanto mi riguarda. Quindi dal 14 di settembre. Seconda cosa importante, le mascherine. Voi sapete che il presidente Zaia ha sempre detto più e più volte che queste mascherine a scuola non vanno usate, e io mi sono fatta sostenere anche da illustri docenti universitari, quelli a cui chiesi anche di fare in modo che ci fosse un parere per cui se uno fa attività sportiva aerobica non può portare la mascherina. Questo ancora da mesi noi in Veneto l'abbiamo chiarito. Immaginatevi a scuola delle creature piccole, bambini o adolescenti, che continuano a respirare la propria anidride carbonica. Quindi, tra l'altro, Assessore, prego. qui la fermo solo un attimo, perché lo vediamo dall'ANSA, il ministro Speranza in un'intervista questa mattina al Messaggero dice di fatto che le mascherine sono un presidio fondamentale e dovranno essere obbligatorie dai 6 anni in su, anche se l'ultima parola spetterà al comitato noi tecnico-scientifico. Noi dissentiamo fortemente, perché invece abbiamo pareri di tutt'altro genere. Il ministro Speranza ha già dimostrato di prendere cantonate diverse, e questa a nostro parere è una cosa che non è accettabile. Cos'è che abbiamo ottenuto? Lui voleva la prescrizione dell'obbligatorietà in questo piano scuola, la Regione del Veneto la non obbligatorietà, il compromesso, e che è buon senso, io ho detto si va a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, si deciderà allora quale sarà il contesto. Però un contesto dove noi diciamo che è sbagliato usare la mascherina in classe. Quindi quando saremo in prossimità dell'inizio dell'anno, quindi del 14, si dirà quale sarà il contesto ovviamente di pericolosità. La terza cosa importante è quella delle distanze, perché il governo ha detto di tutto anche lì sulle distanze tra banco e banco, corridoi. Insomma, avremmo dovuto, secondo il governo, costruire tensostrutture. Non so se sono mai andati a Belluno a fare scuola a gennaio questi signori, ma insomma è un po' freddo, anche ad Asiago è un po' freddo, anche a Vicenza è un po' freddo. Quindi tensostrutture costruite alla bisogna, quando, come, con che soldi, tutto scritto nel libro dei sogni. Noi abbiamo detto chiarite le distanze e vediamo che spazi ci servono. La distanza starà tra, diciamo, bocca e bocca, quindi tra testa e non tra banco e banco. Questo ci permette di recuperare degli spazi e le nostre scuole le abbiamo già mappate per vedere quale sarà l'impatto. In queste 2 settimane, cioè quella che inizia da domani
fino alla 1 di luglio è mio compito quello di andare a dare tutte queste linee guida anche del Veneto, con l'aiuto dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, che è l'autorità scolastica sul territorio, ma che è guidata in maniera molto responsabile e molto pratica, e daremo le istruzioni per l'uso a chi? Soprattutto a comuni e province che devono occuparsi proprio del tema degli spazi. Sarà una lunga estate calda Sì, sul terribilmente fronte calda, scolastico. ma io e lei mi sa che non andremo al mare. Non andremo al mare, ci Anche in terremo montagna. aggiornati, anche perché sarà una lunga estate calda dal punto di vista elettorale. Sì. E qui arriviamo all'ultima domanda, poi ci salutiamo. Lei ha citato una parola prima, non a caso, autonomia. Sì. Questa settimana si è consumato un attrito importante tra il governatore Zaia e la leader del suo partito, sì, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, proprio sul tema dell'autonomia. Qual è la posizione sua e di Fratelli d'Italia su questo fronte? E lei è pronta a firmare il famoso documento sull'autonomia che chiede il governatore Zaia? Ma in effetti già fatto, mi verrebbe da dire. Allora, intanto il dibattito è stato un dibattito a distanza, alimentato giustamente da simpatici giornalisti, cioè la domanda posta in maniera provocatoria alle volte fa derivare una risposta che è non sempre la più lineare. Quindi è stato un dibattito che peraltro il Presidente Zaia ha chiarito a distanza dicendo in effetti penso che non ci siamo capiti, ma tutti e due intendo dire. Perché? Perché sull'autonomia il programma elettorale del centrodestra, quindi Fratelli d'Italia con la Lega e Forza Italia, nel 2000, di quando siamo andati alle elezioni politiche, nel 2018, hanno scritto nero su bianco e firmato che c'era la partita tutta la parte federalista, perché era scritto federalismo delle regioni, e il presidenzialismo. Questi due capisaldi sono scritti nel programma di governo del centrodestra. È cambiato quel programma di governo del centrodestra? Per Fratelli d'Italia no, non è cambiato, nemmeno per la Lega, mi viene ovviamente da dire. C'è stato un episodio immediatamente successivo alle elezioni, poi la Lega ha deciso di rompere l'alleanza col centrodestra e di andare a sostenere un governo con i 5 Stelle. In Veneto l'autonomia è un fatto, cioè l'autonomia è un mandato che i veneti hanno dato a tutti coloro che si candidano in Veneto, cioè non è qualche cosa che è un patrimonio di un partito o di un altro. Peraltro la presa di responsabilità dell'autonomia è che dobbiamo dire ai veneti che se vogliamo l'autonomia veramente, dobbiamo andare veramente a governare la nazione, perché finché ce la diciamo tra di noi, ce la diciamo tra di noi. Il 90% dei veneti dice che vuole l'autonomia. Io la voglio, l'ho scritta. Guardate, nel 2007 Elena Donazzan era assessore all'istruzione del Veneto e ho scritto insieme ai consulenti, che sono anche i consulenti oggi del governatore Zaia, cioè tra i due Bertolissi e Antonini, io ho scritto il primo testo sull'autonomia della scuola. Era il 2007, quindi la domanda è: ma lei è veramente autonomista? Beh, direi di sì, ma lo dimostrano non le mie parole, i fatti. Poi però per portare veramente l'autonomia a casa tu devi andare a governare la nazione, e tu governi la nazione se vinci con una maggioranza di centrodestra non farloccata che prende quel programma di governo e lo fa diventare vero. Non che poi ti perdi e magari poi dici è il 5 Stelle che mi ha impedito di fare l'autonomia, perché al governo della nazione non c'è stata Fratelli d'Italia negli ultimi 2 anni, non c'è stato il leader Giorgia Meloni, che certo è romana e in quanto romana di natura ha un presidio della centralità in un certo modo, ma guardate che Giorgia Meloni è un leader molto intelligente, che peraltro parlando in questi mesi di economia più di altri, perché io non ho sentito molti mettere al centro delle dinamiche proprio il tema economico, con me si è confrontata spesso sulle questioni dell'autonomia, e lei dice una cosa che dico anch'io: l'unità dello Stato, l'Italia, alcune materie significativamente solo nazionali, la difesa, le relazioni internazionali, il tema dell'istruzione quando parliamo di titoli, è un presidio dell'unità della nazione, ma l'autonomia è quanto si deve decidere in termini di prossimità verso il territorio. Più vicina la decisione è ai cittadini, più i cittadini controllano, e questo il leader di Fratelli d'Italia lo dice sempre. Quindi Donazzan, per lei autonomia e patria
come concetti, come valori possono coesistere. No, devono, anzi non è che possono, coesistono. È chi dice il contrario a cui va chiesto qualche cosa. Mentre la destra italiana, che poi ha cambiato nome da Alleanza Nazionale, poi dentro il PDL e poi oggi Fratelli d'Italia, ha sempre detto che per noi l'Italia è un valore, si canta l'inno, si rispetta il tricolore e abbiamo votato per l'autonomia in Veneto, abbiamo noi votato per il referendum dell'autonomia. I miei colleghi della Lega in qualche tempo passato erano per l'indipendenza. La domanda va chiesta a loro, perché l'indipendenza è una follia irrealizzabile e anticostituzionale. L'autonomia è prevista dalla Costituzione e va portata a casa in Parlamento, ma devi andarci in Parlamento seriamente. Non ci vai solo gridando in Veneto, voglio l'autonomia, in un bel dialetto. Parlo anch'io il dialetto, non è mica quello il problema. Il problema è quando devi andare a Roma e devi portare a casa i risultati. Elena Donazzan, grazie per questo suo intervento, grazie per essere stata qui, è stato un piacere, dopo mesi ci siamo visti fisicamente di Skype. E colgo l'occasione per ringraziare lei, Arboid, perché è stato particolarmente capace, lo dico sinceramente, a trasmettere ai cittadini anche i commenti, e alle vostre emittenti perché avete fatto un servizio straordinario. Credo che sia molto meritato il fatto che voi siate praticamente anche sopra molte TV nazionali, perché avete veramente creato un legame di fiducia e di continua informazione con il territorio. Io vi ringrazio per questo. Grazie Assessora Elena Donazzan. E l'informazione continua, abbiamo altri ospiti, un dibattito fra pochi minuti con Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Prima però vi faccio sentire una sintesi dell'intervista esclusiva che il governatore Luca Zaia ha rilasciato a Ilaria Marchiori. Era necessario mantenere il filo diretto, quello di cui parlava anche adesso l'assessore Donazzan, con i cittadini durante l'emergenza. Questo ha detto Zaia ai nostri microfoni. Si mette nei panni di un cittadino che non necessariamente deve essere anziano o bimbo, di un cittadino che si fa il lockdown, si fa la quarantena, resta chiuso in casa in un piccolo appartamento magari di 50 metri quadri, magari anche senza terrazza. E questo si passa, non può permettersi di uscire e prendersi una multa perché sballa tutto il bilancio familiare, e si passa un mese, 2 mesi, 3 mesi. Ci vuole una voce, fra virgolette, familiare che ti dia delle indicazioni. Un filo diretto per oltre 4 mesi è un appuntamento diventato in un certo senso un nuovo modo di fare comunicazione. Primo giorno in cui manca lo scenario dell'unità di crisi di Marghera e fa un certo effetto non vedere la selva di microfoni e Zaia al tavolo. Momento costante dal 21 febbraio, i mesi dell'incubo coronavirus. Non trovavo corretto dar l'incarico, che so, al mio direttore della sanità piuttosto che a qualche altro dirigente di parlare ai Veneti. I Veneti devono sentire parlare chi poi prende le decisioni. Non solo Zaia, da quel tavolo sono passati medici ed esperti, testimoni di una situazione che si stava evolvendo e della quale non si conosceva l'epilogo. Troppi giorni per chi, avversari politici in primis, ha attaccato Zaia accusandolo di fare uno show. Ma Zaia fa politica, ma Zaia condizione i Veneti. Partiamo dal presupposto che io non sono colui che pensa che i Veneti siano degli idioti che possano essere teleguidabili da una conferenza stampa, quindi chi dice questo pensa che i Veneti siano degli idioti. Innegabilmente la popolarità di Zaia, già altissima, è schizzata ancor più in alto uscendo dai confini regionali, tanto da impensierire anche Matteo Salvini, ma il governatore ribadisce è stata una necessità per mantenere alta l'attenzione. Bastava sollevare il piede dall'acceleratore, farsi vedere una volta alla settimana, far qualche telefonata e qui veniva giù il mondo. Soprattutto per non lasciare soli anziani e bambini, con una soddisfazione particolare. Il fatto che mi abbia chiamato una psichiatra dell'età evolutiva qualche giorno fa, quindi a fine emergenza, e mi ha detto: guardi, io posso certificare che lei è l'unico in Italia che si è occupato dei bambini, che si è occupato di parlare tutti i giorni ai bambini, che ha fatto vedere i disegni. Qualcuno banalmente va: ma Zaia, cioè, rende ridicola l'istituzione, fa vedere i disegni. Guardate, io faccio vedere i disegni perché i bimbi vanno coinvolti. Ci ho fatto l'operazione dei pulcini per coinvolgere i bambini. Quei bambini stavano a casa tutto il giorno a vedere in TV camion che trasportavano morti, genitori che parlavano del pericolo e della paura di morire. Mesi di paura e di decisioni anche shock. Mettiamo in fila le cose. Il 21 febbraio le ho decise io queste robe. I 3.000 tamponi a vo', contro legge. Ho deciso da subito di chiudere l'ospedale di Schiavonia. Anche qui vorrei ricordare che è partito subito un comitato. Cioè, oggi con 2.000 morti, 6.500 guariti e 20.000 contagiati, mi chiedo che senso avesse avuto fare un comitato
per riaprire Schiavonia perché Zaia aveva chiuso. In ogni caso nessun allentamento, ma una pausa. Il 29 e 30 giugno si torna a Marghera per nuove comunicazioni, poi appuntamento cadenzato settimanale. Il virus è debole, ma non è sconfitto. E fuori di Covid, il futuro, coronavirus permettendo, vede un percorso da riprendere, l'autonomia, affidata alla metafora tra genitore e figlio. E non è che il genitore pensa perdo il mio potere perché non ordino più delle cose al figlio, ma dice cavoli, mio figlio è diventato adulto e andrà a vivere da solo, si farà una famiglia e quella è l'autonomia. Esclusiva di Ilaria Marchiori al governatore Luca Zaia, che ha fatto un po' la sintesi di questi 4 mesi di emergenza. Martedì terminano i punti stampa del governatore, l'emergenza coronavirus fortunatamente si sta sgonfiando, l'allerta comunque resta alta, lo stiamo dicendo ormai in tutti i modi, però la cronaca, l'attualità, la politica incombono. E prima di passare ai miei 2 nuovi ospiti vi mostro questo video girato dal nostro Francesco Ceron. Siamo a Farra di Soligo, dove è avvenuto l'incidente che è costato la vita ad una ragazza di 14 anni di Maser, un incidente che si è registrato ieri sera verso le 23:30. La ragazza si trovava a bordo di una Vespa guidata da un 16enne di Valdobbiadene. Lo vedete, si sono schiantati contro questo palo appunto nella zona di Farra di Soligo. Sono stati immediatamente soccorsi entrambi, sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari, il ragazzo è stato portato a Treviso dove si trova ancora in terapia intensiva in gravissime condizioni. La ragazza invece è spirata alle 1:30 di notte all'ospedale di Conegliano. Vittoria De Paoli, il suo nome, abbiamo sentito prima la sindaca di Maser che appunto ha sentito i familiari. La situazione ovviamente è straziante, la comunità di Maser si è stretta attorno alla famiglia. Questo per dovere di cronaca nel giorno in cui sorvegliate speciali sono anche le strade del Veneto, perché lo abbiamo visto nelle ultime settimane, c'è un pendolarismo diffuso nei fine settimana verso il mare, verso le spiagge, quindi Treviso Mare, A27, Alemagna, Romea, quindi ci sono diversi punti critici della viabilità. Dicevamo poi c'è l'attualità, c'è la politica e di questo parliamo con i nostri 2 nuovi ospiti, Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie per l'invito. Grazie a lei, e Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Buon pomeriggio a lei. Cosa è successo nelle ultime 24 ore sul fronte politico? Sul fronte politico è successo che il Movimento 5 Stelle ieri ha aperto la sua campagna elettorale dall'Hotel Ambasciatori di Mestre, presente il ministro D'Incà. Quindi ieri è partita la carovana elettorale del Movimento 5 Stelle, il centro-sinistra nelle settimane scorse aveva già fatto sintesi, ha lanciato il candidato unitario anche delle forze civili e civiche, Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, quindi ci siamo, siete tutti pronti a partire, alleati di governo a Roma, però sfidanti in Veneto. Ecco Baldin, comincio da lei. Ieri voi siete partiti all'insegna di quali valori e di quali obiettivi? Ma allora, siamo in un periodo abbastanza difficile per tutti e anche qui nel Veneto la situazione non è delle migliori. Dopo l'emergenza Covid, che non è ancora finita comunque, perché abbiamo visto di recente, insomma, anche in questi giorni focolai un po' diffusi, quindi c'è da tenere la dovuta attenzione ancora sul tema, perché il virus c'è ancora, quindi finché non si arriva ad un vaccino, come sostengono gli esperti, non possiamo essere tranquilli.
per cui ci sarà tutto un discorso da fare, un nuovo disegno anche del Veneto per dare un supporto a tutti i lavoratori che sono rimasti purtroppo vittime di questa situazione, quindi magari per questi mesi non hanno lavorato oppure non hanno avuto, diciamo, sostegno da parte, diciamo, dello Stato ma anche della Regione, perché sappiamo che la Regione ha messo a disposizione pochi fondi e soprattutto soltanto in termini di prestiti, e quindi su questa situazione particolare bisognerà fare ancora di più e ancora meglio. Poi abbiamo citato tutte le cose che secondo noi non andavano fatte o andavano fatte meglio, ovvero tutta la parte della gestione e della tutela ambientale da parte della Regione, con la questione dei FAS che già da tantissimo tempo erano noti al Presidente Zaia e purtroppo poi anche questa emergenza ci è scoppiata in mano con la Miteni e con tutto quello che ne è conseguito. Inoltre, come sapete, sto seguendo la questione dell'inceneritore di Fusina, che ha avuto il via libera dalla commissione di VIA, appunto di valutazione di impatto ambientale. Su questo noi come 5 Stelle abbiamo iniziato un ricorso al TAR e vedremo insomma come andrà a finire. È chiaro che da parte nostra con la politica vogliamo venire a capo di questa situazione e evitare che questo impianto possa essere messo in funzione, perché viviamo in un territorio già compromesso dall'inquinamento ambientale, con un numero di morti e malattie altissimo, e quindi non mi pare proprio il caso di andare a implementare ancora di più questi sistemi che creano danni a tutti i cittadini e alla nostra salute. Quindi, Baldin, mi pare di capire che green economy, sostenibilità, tutti questi temi collegati all'ambiente siano di fatto la chiave di lettura, un po' il leitmotiv di quella che sarà la vostra campagna elettorale. Questi sono i temi centrali e tenete ben presente che sono anche all'interno del recovery plan che verrà presentato dal Presidente Conte, e credo che questo delle green economy, dell'economia circolare, ma anche del digitale e dell'innovazione debbano avere un peso specifico preponderante all'interno di qualsiasi altro patto per il rilancio. Lei giustamente parla del recovery plan. Il 18-19 luglio a Bruxelles ci sarà il Consiglio dell'Unione Europea, che per l'appunto si concentrerà su questo strumento, sul Next Generation EU, e è un appuntamento importante perché per la prima volta dopo tanti mesi i primi ministri d'Europa si ritroveranno a parlare di questo piano, che comunque è un piano monster da 750 miliardi di euro, sperando che restino 750 miliardi di euro, perché la dialettica è molto forte tra paesi frugali e paesi mediterranei. Ma proprio, e vengo a lei Zorzi, i temi europei, le questioni europee vi dividono. Partito Democratico da una parte, 5 Stelle dall'altro, soprattutto sul tema del MES. C'è un gelo a livello comunitario fra il Premier Conte e la cancelliera tedesca Merkel proprio sull'utilizzo di questo strumento. Il governo italiano non ha ancora sciolto le riserve. Non è un mistero per nessuno che il PD sia favorevole all'utilizzo del MES, i 5 Stelle invece no, perché preoccupati di fatto dalle condizionalità e dal rischio di una nuova troica, perché di questo stiamo parlando. Qual è la posizione del PD e lei che cosa pensa? Si riuscirà a trovare una sintesi? Come in ogni governo di coalizione è evidente che ci sono delle questioni che vanno affrontate, che vanno approfondite per cercare di trovare la soluzione di mediazione che possa anche spingere in avanti, diciamo, la prospettiva politica. Quindi da questo punto di vista io dico che un primo passo in avanti è stato fatto nel momento in cui diciamo, si è convenuto sulla necessità di arrivare ad una trattativa con l'Unione Europea che ci potesse portare come Paese ad avere delle risorse importanti. Lei
lei le ha accennato, ricordiamo oltre ai 36 miliardi del MES i 40 miliardi della Banca Europea di Investimenti, che sono investimenti che vanno, prestiti che vanno alle piccole e medie imprese, ricordiamo i 20 miliardi del fondo SURE per la cassa integrazione e poi aspettiamo appunto il Recovery Plan Next Generation, si parla di qualcosa sui 170 miliardi se dovesse essere l'impostazione originale quella che poi verrà mantenuta, quindi stiamo parlando di risorse che garantirebbero al nostro Paese diciamo, la prospettiva di tenere di fronte a quello che è stato il lockdown e le conseguenze economiche, produttive e sociali purtroppo di questi 3 mesi. Detto questo, io credo che il punto nevralgico sia proprio quello sulle condizionalità. Noi come Partito Democratico siamo chiaramente favorevoli ad accogliere questa offerta. È evidente che, e l'abbiamo detto, l'ha detto sia il Ministro Gualtieri che il Ministro per gli affari europei Enzo Amendola, noi non vogliamo assolutamente cadere nel tranello che ha portato, no, come diceva giustamente lei, la Troika in Grecia. Stiamo parlando comunque di strumenti diversi, anche se il principio poteva essere inizialmente quello, tant'è vero che all'inizio la reazione dell'Unione Europea sembrava che fosse di freddezza nei confronti dell'Italia per utilizzare gli stessi strumenti e gli stessi ricatti che ha usato nei confronti della Grecia. Quindi da questo punto di vista noi siamo d'accordo sul fatto di scongiurare qualsiasi possibilità che l'Unione Europea eserciti una forma di ricatto che strozzi poi il popolo italiano, cosa che è successo con la Grecia, quindi evitare assolutamente questo. Approfondiamo le condizionalità, mi sembra di capire che un passo in avanti da parte dell'Unione Europea sia stato fatto, credo che quei 36 miliardi, soprattutto perché vanno investiti nel comparto sanitario, presidi ospedalieri, e qui in Veneto abbiamo visto che ne dica Zaia quanto sia importante investire in posti letto e in servizi della sanità pubblica, siano un'opportunità da cogliere. Però secondo me il percorso è stato avviato e si arriverà grazie anche, diciamo, al ruolo, alla capacità di esercitare il suo ruolo da parte del Presidente Conte ad una soluzione secondo me di mediazione efficace. Baldin, si arriverà a questa soluzione di mediazione secondo lei? Noi lo auspichiamo, chiaramente bisogna valutare bene tutto quello che sta dietro al contratto del MES, al trattato del MES, perché ne va appunto delle nostre risorse, dei risparmi di tutti i cittadini, quindi bisogna fare veramente un controllo serio, approfondito di tutte le eventuali condizionalità presenti. Ma appunto, come abbiamo ribadito più volte, la nostra punta di diamante su cui puntiamo veramente il massimo è proprio questo Recovery Fund, quindi le maggiori risorse che possono arrivare da quel fondo, di cui una gran parte a fondo perduto. E proprio stavo osservando i giornali di oggi, insomma, spiagge affollate, questo è sicuramente una cosa che fa piacere, e vorrei ricordare che dal 1° di luglio proprio parte il bonus vacanze, quello per i 500 euro per le famiglie, 300 euro se si è in coppia o 150 euro se si è da soli. Quindi auspico che anche le strutture, gli alberghi piuttosto che i bed and breakfast o altre strutture ricettive facciano tesoro di questa possibilità, concedendo appunto a chi voglia, ai turisti che vogliono venire nel nostro Veneto di avere questo sconto, ecco, diciamo così. Certo, perché lei parla giustamente di spiagge, noi fra poco ci ricollegheremo con Sottomarina, lei di Chioggia, esatto. Quindi conosce benissimo la situazione delle spiagge. Diciamo che i temi sono tanti a livello nazionale, comunitario, e poi ci sono i temi ovviamente regionali. Questa sarà una campagna elettorale che poggerà su 2 macro temi, chiaramente: la gestione dell'emergenza economica da Covid e la madre di tutte le battaglie, l'autonomia, che ogni forza politica sta declinando a suo modo per certi versi. Il sottosegretario all'interno del Partito Democratico Variati pochi giorni fa, proprio durante una delle nostre dirette, ha detto: sarà la legislatura dell'autonomia. Cosa intendeva Variati e cosa vuole fare il PD da questo punto di vista? Beh, passi in avanti sono stati fatti tanti con appunto il governo PD 5 Stelle. Rispetto ai giri a vuoto della precedente ministra, la Stefani,
Boccia è riuscito a mettere attorno a un tavolo i governatori, è riuscito a preparare appunto questa legge quadro che sancisce già un percorso chiaro, che è quello che noi volevamo, cioè che questo tema venisse innanzitutto preceduto da un ragionamento su quelli che sono i livelli essenziali per i servizi fondamentali relativi appunto ai diritti poi sanciti dalla Costituzione, i LEP, i livelli essenziali di prestazione, e che la questione venga discussa nel luogo cui compete una discussione di questo genere, cioè il Parlamento, rappresentativo degli interessi di tutta la nazione, non di piccole micropatrie. E quindi da questo punto di vista il percorso è sancito. Ripeto, si sono fatti passi in avanti notevoli, visto il vuoto del governo appunto con la ministra Stefani. Si è ripreso, diciamo, la firma della preintesa col governo Gentiloni, quindi di fatto il PD su questo ha espresso il massimo dell'impegno. Quindi ha ragione Variati nel dire che questa è la legislatura che dovrebbe sancire l'autonomia, conferire, diciamo, una maggiore autonomia alle regioni. Mi sembra che, ripeto, il lavoro fatto da Boccia sia importante. Dopodiché è ovvio che l'autonomia non può essere pensata in termini astratti. Questi 3 mesi di pandemia hanno dimostrato che è urgente una riflessione su quello che sono i rapporti centro-periferia. Io credo che i cittadini, non solo i cittadini veneti, i cittadini italiani, perché siamo un paese, insomma, con i suoi confini e con la sua legittimità, si siano trovati spesso in imbarazzo di fronte a una scarsa coerenza di dichiarazioni, di interventi tra le istituzioni. E io ho visto soprattutto da parte, e dico anche da parte di governatori della nostra parte politica, la ricerca più del protagonismo che di mettersi a servizio, no, di un intervento che doveva essere di emergenza. E questo ha creato, secondo me, disordine, confusione, che è una condizione che non si deve verificare in una situazione di emergenza. Quindi, Zorzi, lei non giudica bene l'asse Zaia-Bonaccini, per intenderci? Io dico che sono emersi tutti i limiti di quella riforma del titolo quinto che ormai ha la sua età. E quindi secondo me rimettere ordine, come si era tentato tra l'altro con il referendum costituzionale del 2016, mettere ordine alle competenze, alle funzioni, cercare di evitare che appunto un governatore troppo protagonista possa in qualche maniera superare le decisioni del governo, creando, ripeto, scompiglio e confusione, ecco, questo sarebbe importante. Io ho presente le telefonate che ricevevo da alcuni sindaci che mi dicevano: ma guarda che Zaia ha dichiarato che ci sono i tamponi, si possono fare i tamponi nei supermercati, e i cittadini che mi chiedono in quali supermercati si fanno i tamponi, quando in realtà appunto c'era tutta una filiera di comunicazioni che doveva essere gestita in maniera migliore. Quindi secondo me, per mettere a riparo, e dico anche la stessa sopravvivenza delle regioni, che comunque rimane un livello essenziale, è bene che sia riordinato tutto il sistema, tutta la filiera delle funzioni e delle competenze centro-periferia, perché situazioni come questa hanno dimostrato che in Italia qualcosa va messo a punto meglio rispetto a quello che abbiamo vissuto in tra l'altro, ecco, arrivo subito da lei, Baldin, c'è una notizia proprio dell'ultima ora che vi devo dare. Dramma alle Terme. Questa mattina ci spostiamo nel padovano via Podrecca di Abano Terme. Ottorino Pellegrin, 85enne del posto, lo apprendiamo da Padova oggi, ha puntato l'arma legalmente detenuta contro la moglie sparandole 2 volte e poi si è tolto la vita. Il dramma verso le 11:50 questa mattina, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Abano del colonnello Marco Turrini. 2 colpi secchi al petto alla donna settantenne. Dopo averla ferita si è rivolto l'arma contro se stesso e si è tolto la vita. La donna è stata trasferita d'urgenza in ospedale a Padova, dove è tuttora sottoposta a intervento chirurgico. Quindi diciamo che si tratta di, per il momento, un tentato omicidio con suicidio. Ovviamente vi terremo aggiornati su quelle che saranno le informazioni in arrivo da Abano Terme. Ecco, questo per dovere di cronaca. Mi scusi, Baldin, eravamo sul tema delle competenze, quindi ci sono stati tanti fronti di tensione in questi 4 mesi di pandemia tra Stato e Regioni, e le Regioni hanno fatto anche squadra, al di là, come diceva Zorzi,
delle componenti politiche. Questo però pone un problema proprio di competenze, di organizzazione dello Stato. Beh, allora sappiamo tutti che Zaia ha chiesto tutte le 23 materie contendibili, chiaramente, però è anche vero che in quell'anno, anno e mezzo forse di governo Lega 5 Stelle, da parte del suo partito non c'è mai stato un interesse così, diciamo, intenso a portarsi a casa l'autonomia, tant'è insomma che il loro segretario di partito era spesso e volentieri al sud e faceva propaganda molto più al sud che al nord, e proprio nelle bozze dell'ex ministro Stefani le pregiudiziali peggiori, diciamo, erano proprio ad opera dei ministri della Lega stessa, tra cui Centinaio, Giorgetti e Bussetti dell'istruzione. E noi abbiamo praticamente ripreso in mano quel fascicolo e siamo arrivati a quella famosa legge quadro approvata a maggioranza anche dal nostro presidente Zaia, e poi c'è stata l'emergenza e lì i lavori si sono un po' arenati, però c'è tutta la volontà da parte nostra come Movimento 5 Stelle, e lo ha dichiarato il ministro D'Incà, che è bellunese, quindi veneto, che questo dossier, finita l'emergenza Covid, naturalmente, che impegna una quantità di risorse e di persone veramente ingente, ci sarà questo famoso progetto di legge per l'autonomia che sappiamo dovrà passare per il Parlamento a maggioranza assoluta, quindi non basta una semplice maggioranza per arrivare all'approvazione, e lì sarà indispensabile l'interlocuzione, la mediazione con tutte le forze politiche, e sappiamo che magari qualcuna come Fratelli d'Italia o Forza Italia possono avere qualcosa da ridire su questo campo, però lì entrerà in gioco anche tutta l'autorevolezza dell'uomo di punta del centrodestra, che in questo momento dovrebbe essere Salvini, anche se ultimamente vediamo qualche diminuzione nei sondaggi a favore di qualche altro leader, e lì voglio proprio vedere alla prova dei fatti la forza di fuoco che può indirizzare ul fattore dell'autonomia. Ecco, diciamo che tra l'altro Federico D'Incà venerdì, nel corso di una nostra diretta proprio alla vigilia del via alla campagna elettorale, ha detto questo sostanzialmente, che la bozza dell'autonomia sarà ripresa in mano non appena sarà finita questa emergenza. Certo, c'è da chiedersi quando sarà finita questa emergenza. Noi auspichiamo che non ci sia innanzitutto la seconda ondata, come purtroppo tanti paventano, anche lo stesso Crisanti, sentivo in questi giorni, era un po' pessimista proprio per il fatto di questi nuovi focolai che stanno emergendo. È aumentato anche l'R con 0 in alcune regioni come nel Lazio. Quindi sta anche a noi evitare che questo virus si propaghi rispettando tutte le misure, e la partita forse più difficile la si fa con la scuola, con l'inizio della scuola il 14 di settembre, lì c'è anche da ripensare e riorganizzare il trasporto pubblico locale, tema di cui mi sto occupando tantissimo, perché abbiamo visto tutti, immagino, le foto, le istantanee di persone ammassate all'interno dei vaporetti o alle fermate dei bus, dei treni. Poi adesso con l'ordinanza di Zaia che elimina il fatto del distanziamento sociale, ho delle perplessità. Diciamo che qua potrebbe aprirsi anche un altro fronte con Roma, perché appunto sul discorso dei trasporti pubblici, lo ricordiamo, l'ordinanza di venerdì del governatore Zaia di fatto va a eliminare il distanziamento sui mezzi pubblici per consentire la piena capienza, obbligo tassativo di mascherine. Il DPCM invece dice una cosa. E chi va a controllare che tutti abbiano le mascherine, l'autista mentre sta guidando, è anche difficile materialmente farsi questa cosa, e mi sa che la sento più come un qualcosa per venire incontro ai bilanci delle aziende più che a esigenze di sanità pubblica. Su questo aspetto specifico dell'ultima ordinanza regionale, che cosa considera Baldin? Secondo me siamo sempre come appunto le dichiarazioni per cui citavo prima appunto quella dei tamponi dai supermercati, cioè dichiarazioni che servono a prendere assumere una centralità dal punto di vista della comunicazione, quando in realtà creano più confusione che altro nel cittadino. Queste cose non vanno bene. Cioè un governatore, lei prima citava
faceva Bonaccini. Ecco, c'è una distinzione anche di stile rispetto a Zaia. Bonaccini le sue cose le ha fatte sempre senza mai sovrapporsi al governo o rivendicando, dicendo che il governo non fa. Si è messo a collaborare perché comunque in un'emergenza come quella che abbiamo vissuto da febbraio, da marzo a maggio, si trattava di un'emergenza di interesse nazionale che riguardava la salute di ogni singolo cittadino. Quindi ti poni come in una guerra, no? Tutti attorno a un tavolo a lavorare per il bene del paese. Ecco, c'è qualcuno che invece ha preferito pensare al proprio protagonismo, al proprio posizionamento, anche questa cosa di tirare fuori adesso l'autonomia, mi perdoni, però io vengo dalla provincia di Treviso, in questo momento il lockdown ha determinato 340 milioni di PIL in meno nei mesi di marzo, aprile e maggio. Abbiamo 41.000 lavoratori in cassa integrazione, provincia di Treviso, abbiamo un meno 3,2% di export. Ecco, io francamente, con tutto il rispetto per una questione costituzionale come può essere il riordino delle competenze centro-periferia, che si è visto essere importante per una democrazia matura, però io considererei queste le priorità per il mio territorio, prima di parlare di autonomia, di tornare di nuovo a provocare gli alleati e provocare gli avversari sul tema dell'autonomia. Io voglio soluzioni su questi dati, il governo li sta mettendo in piedi con grande coraggio e fatica, la Regione mi sembra che su questo sia quantomeno timida. Per noi adesso c'è un breve momento di pubblicità, dopo ritorniamo in onda con i nostri due ospiti. A dopo. Di nuovo in diretta perché prosegue il racconto di questa domenica di fine giugno, tra fatti di cronaca anche tragici che vi stiamo raccontando, politica e attualità. Vi ricordo quello che è successo ad Abano Terme questa mattina verso le 11:30, vediamo se riesco a rimostrarvi la pagina, eccola. Un uomo di 85 anni ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. 2 colpi al petto della donna che adesso si trova a Padova, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Questo quindi ad Abano Terme, mentre Maser, la comunità di Maser nel Trevigiano piange la scomparsa di una giovane di 14 anni che ieri sera è morta. Adesso vi rimostro queste immagini, questo il posto dell'incidente a Farra di Soligo. Cosa è successo? Era a bordo, si trovava a bordo di una Vespa con un amico di 16 anni, la Vespa è andata a sbattere contro questo palo, uno schianto forte, potente, ci hanno raccontato i residenti. I 2 ragazzi sono stati ovviamente soccorsi dai sanitari del SUEM, sul posto anche i carabinieri. Per la ragazza poi trasportata all'ospedale di Conegliano non c'è stato più nulla da fare, è spirata all'1:30. Questa mattina abbiamo sentito anche la sindaca di Maser, ovviamente la comunità si è stretta attorno alla famiglia. Questa sera ovviamente vi daremo tutti i dettagli nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30. Ma veniamo alla politica, torniamo all'attualità con i nostri 2 ospiti, Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Durante la pausa pubblicitaria abbiamo buttato l'occhio su uno dei tanti titoli dei giornali che ho qui sul tavolo, e in questi giorni si parla tanto dello smart working. Inizialmente se ne parlava dal punto di vista giuslavoristico, quindi i contorni giuridici del lavoro agile, come applicarlo, come pagarlo. Sappiamo che ci sono state anche forme non sempre correttissime di applicazione della legge, questo ce lo hanno segnalato anche i sindacati. C'è un fronte favorevole, un fronte contrario. Di fatto cosa sta succedendo? Lo smart working sta svuotando i centri delle città, quindi meno lavoro per i commercianti, meno lavoro per i baristi. E lo smart working rischia di diventare una prassi, rischia di diventare la norma. Sì. In che direzione si sta andando, Baldin?
Ma allora, sappiamo che al di fuori del nostro paese lo smart working è a un livello più avanzato, ovvero si dà la possibilità più ai genitori e magari alle giovani donne che dovrebbero in quel caso dover contare su un babysitter piuttosto che parenti, nonni, eccetera. Si dà la possibilità a loro di stare a casa e quindi badare alla crescita dei loro figli. Quindi su questo penso sia una grandissima opportunità, soprattutto per i giovani, le giovani coppie con figli. Dall'altro, cosa posso dire ai commercianti che quindi dicono non ci sono più persone che girano, che vanno a fare pausa pranzo nel bar piuttosto che al ristorante sotto casa? Chiaramente non è soltanto quello che toglie al commercio, ci sono altri fattori molto più delicati ed ingombranti, come ad esempio i grandi centri commerciali, i grandi supermercati che sono stati liberalizzati totalmente sul territorio, e parlo anche di quello veneto, e l'abbiamo visto negli ultimi giorni con la questione di Veneto City, che ha avuto uno stop, speriamo definitivo, su questo fronte, e quindi si è evitato la cementificazione di un intero territorio molto delicato con l'implementazione di negozi, ristoranti, insomma tutte delle attività che vanno chiaramente a svuotare ancora di più i nostri centri storici bellissimi che vanno preservati. E anche sulla questione delle aperture domenicali nei festivi, questione di cui mi stavo occupando prima del Covid, poi si è un po' interrotto tutta la questione, lì c'è una nostra proposta di legge ancora ferma in Parlamento, e speriamo che una volta finita questa grave emergenza si possa riprenderla in mano per evitare che questi mega centri commerciali che fanno a capo delle multinazionali chiaramente debbano tener chiuso quantomeno un numero minimo di giornate all'anno, proprio per evitare che l'azienda a conduzione familiare sia costretta a lavorare anche la domenica o ad assumere personale in più, e quindi con il rischio di non starci dentro con i costi, perché questa è una cosa molto complessa che viene lamentata proprio dall'intera categoria del settore del commercio. Quindi su questo bisogna fare un'attenta riflessione. E tra le città più colpite c'è Treviso, Zorzi. Nei giorni scorsi abbiamo parlato con diversi rappresentanti del commercio, Ascom, Treviso Imprese Unite, tutti hanno sottolineato lo svuotamento del centro, ponendo l'attenzione sull'area Appiani, su Piazza delle Istituzioni, che è la cittadella, diciamo così, dei servizi. Questo doveva essere, e già là c'era stata una polemica a suo tempo, perché appunto l'area Appiani andava a svuotare il centro, adesso si sta svuotando anche l'area Appiani. È un problema questo. Quando si diceva non sarà più come prima rispetto a quello che succedeva pre-Covid, non era una frase retorica, non era uno slogan facile, è la verità, cioè la pandemia, l'emergenza sanitaria, quello che ha portato è stato ad esempio quello di aver finalmente portato l'Italia ad abbracciare lo smart working come in gran parte d'Europa. È una naturale evoluzione di certi lavori, no? Si parlava da tempo ormai del lavoro digitale, il fatto che ormai ognuno lavora con i propri smartphone, con il proprio portatile, e quindi è naturale che si dovesse arrivare prima o poi a quel punto, ed è arrivato con l'imposizione, diciamo, della pandemia. Stessa cosa quello che si sottolineava prima, cioè la ridefinizione di funzioni e servizi di determinate aree della città, cioè cambierà comunque. E quindi bisogna cercare di anticipare questi processi, dare una lettura anche appunto alla proliferazione di centri commerciali nelle periferie che vanno a intasare con una viabilità che poi si vede essere pericolosa in termini di inquinamento e anche di sicurezza stradale. Vediamo che in provincia di Treviso, ma penso in generale in tutto il Veneto, abbiamo più centri, più aree commerciali, artigianali, industriali che centri abitati. Cioè è frutto di una programmazione inesistente negli ultimi 25 anni, perché è lì che c'è stato lo sviluppo, no, di certi processi. Quindi cerchiamo adesso di prendere spunto da quello che sta succedendo e di anticipare certi passaggi. E lo smart working, ad esempio, può essere appunto l'esempio. Però attenzione, perché lo smart working pone anche dei temi di criticità molto importanti.
cioè svela quello che può essere un po' il quadro delle disuguaglianze che anche in Veneto ci sono. Cioè lo smart working lo può fare, chi se lo può permettere? Se lo può permettere ovviamente l'impiegato può essere più o meno precario, ma che magari si trova in una casa confortevole e che può tenere i bambini in un'altra stanza, quindi non ad esempio una giovane coppia che si trova con un bilocale, quindi con il marito che deve lavorare in camera da letto e la moglie che lavora in salotto, quindi casa confortevole. E poi ci sono disuguaglianze territoriali, proprio sul tema cruciale delle infrastrutture immateriali, come può essere la fibra e la banda larga. In provincia di Treviso, noi ad esempio in questi mesi come Partito Democratico abbiamo organizzato delle iniziative online. Però ci sono certe zone della nostra provincia che non sono servite da una adeguata connettività. Quindi c'è anche un problema per cui, e quindi vedevamo noi i nostri iscritti che avevano difficoltà a collegarsi, pensavamo che fosse una questione di difficoltà ad accedere, no, era proprio un tema di connettività, infatti ci sono certe aree che non sono coperte. Queste sono le disuguaglianze che si stanno ponendo, cioè quando dico, e si diceva non sarà mai più come prima, è perché appunto ci sono delle evidenze che vanno prese in considerazione, a cui la politica deve dare delle risposte chiare. Il divario digitale sostanzialmente, esatto, di cui tanto si parla. Ultima battuta per entrambi. Campagna elettorale. Sarà una lunghissima estate. Come sarà questa campagna elettorale sotto l'ombrellone? Beh, sarà un'estate diversa sicuramente dalle altre. Speriamo nel frattempo che la potenza del virus possa diminuire, quindi ci siano sempre meno contagi, che la situazione sanitaria non ritorni un po' alla normalità, un po' alla volta. Nel frattempo sì, immagino ci saranno più dirette, più social e non tanti eventi, macro eventi, perché effettivamente poi ci sono anche delle misure da rispettare molto cogenti, giustamente anche. E quindi non so chi vorrà prendersi la responsabilità di organizzare grandi assembramenti al chiuso. Sarà più una campagna all'aperto, magari più online e sicuramente diversa dalle altre. Però ce la giochiamo fino in fondo senza esclusione di colpi. Non ci sarà un papete bis? No, speriamo di no, dai. Lei che dice, Zorzi, come sarà la sua estate? Perché... Che sarà sì l'occasione per sperimentare nuove forme di partecipazione alla vita democratica. Anche qui dobbiamo accogliere il futuro, senza dimenticarci che ovviamente la politica si fa con il contatto con le persone. Però sperimentare nuove forme di partecipazione democratica, utilizzando le nuove tecnologie, cercando anche di recuperare magari vecchi sistemi, la carta, quindi il volantino da fare capitare nelle case, i micro incontri in modo da poter parlare con le persone anche. Il fatto di evitare gli assembramenti può agevolare proprio anche il contatto diretto con il cittadino, in modo anche da organizzare degli incontri nelle case. Insomma, ci saranno dei sistemi che secondo me ci permetteranno di portare avanti una campagna elettorale, come diceva la consigliera Baldini, necessaria, senza esclusione di colpi, perché nessun virus e nessuna condizione, diciamo, materiale su come svolge la campagna elettorale potrà reprimere la tendenza delle persone ad associarsi a fare politica, soprattutto in un Veneto che ha bisogno di gente che spieghi chiaramente che cosa è successo in questi 25 anni e che un'alternativa ci deve essere. Quindi ci sono delle difficoltà, anche delle opportunità e le vedremo e vi vedremo la politica in azione, quindi come cambierà pelle in questa fase. Ultimissima battuta davvero. Zaia è cresciuto enormemente nei sondaggi, ha un indice di gradimento molto elevato, è inutile negarlo. Quindi diciamo, per chi è contro Zaia, anche per le stesse forze politiche interne al centrodestra, non sarà una campagna elettorale facile. Come gestirete questo aspetto? Beh, allora, sulla popolarità di Zaia è indubbio che con le conferenze stampa quotidiane all'ora di pranzo il Presidente si sia seduto al tavolo dei Veneti, abbia mangiato insieme con loro, e quindi questa narrazione continua ha fatto sì che tanti lo abbiano identificato come il padre di famiglia, come quella persona che ti dava la sicurezza e la certezza di venire fuori da questo marasma generale. Come del resto è stato anche per il Presidente Conte, perché proprio da parte di esperti è stato certificato che chi ha avuto a che fare con questa emergenza e se l'è passata, diciamo, meglio degli altri, sicuramente meglio della Lombardia in Veneto, ci vuole poco,
hanno avuto un sostegno maggiore, quindi i sondaggi sono cresciuti, come ad esempio il Presidente Conte, che siamo ha gestito al 60% nei giorni scorsi. Nando Pagnoncelli 60-65 appunti, è uno dei leader europei con il più maggior amati, gradimento, proprio perché è stato in grado, nonostante un numero altissimo in Italia di contagi, di gestire meglio la situazione. Infatti i risultati si stanno vedendo con il calo progressivo del numero dei morti, dei positivi, eccetera. Quindi questa è di fatto, diciamo, l'occasione che ha avuto il Presidente Zaia di aumentare il proprio consenso. Però c'è anche un'altra questione che deriva dal mantenimento di questo consenso. Una volta finita l'epidemia, bisogna anche dimostrare di essere in grado di portare a casa quei risultati, come ad esempio l'autonomia che c'è stata propinata da 30 anni, e voglio ricordare sempre che la Lega è stata al governo negli ultimi anni almeno per 10 anni consecutivi. A quel punto si pone il quesito, il dubbio che questi risultati poi si devono portare a casa, perché è ora di dire basta con la propaganda spiccia continua, bisogna portare a casa i risultati per i cittadini del Veneto. Il PD come si prepara a fronteggiare questo Super Zaia? Glielo chiedo brevemente perché dobbiamo andare a Sottomarina. Zaia è inarrivabile su una cosa, la comunicazione politica dell'immediato, però non ha visione, non è capace di portare i veneti laddove devono essere portati, cioè si andrà al voto il 20-21 di settembre. Se questi sono i dati che ho citato prima, dei primi 3 mesi lockdown, prepariamoci ad assistere a una situazione gravissima per le famiglie e i lavoratori. Quali sono le risposte che dà Zaia? In quale visione vuole inserire questi bisogni e queste condizioni materiali? Non è in grado di rispondere a questo, perché lui comunica sull'immediato. Noi invece lavoreremo su questo, su una visione, su un disegno strategico del Veneto nei prossimi anni. Infatti su qualsiasi cosa chiedete al vostro governo. Questa è il refrain continuo. Non può sempre essere il governo a risolvere le questioni, bisogna che anche la regione abbia la volontà di mettersi a un tavolo condiviso e di cercare la soluzione migliore. E a questo punto non mi resta che augurarvi una buona campagna elettorale. Grazie, buona domenica e buona campagna elettorale a Erika Baldin, consigliere del partito del Movimento 5 Stelle, e Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico. Alla prossima, grazie. Grazie davvero, buon lavoro. Buona domenica. Adesso noi ci colleghiamo, torniamo a collegarci con Sottomarina, quindi zona che Baldin ben conosce, e con Ilaria Marchiori, che si trova appunto sulla spiaggia di Sottomarina con Paola Barbato. Ecco, vedo pronta la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, mi senti? Sì, ti sento benissimo, Cristian, eccoci qui. Hai visto, ci siamo spostati, siamo venuti sulla spiaggia, lo vedete anche il mare alle nostre spalle, in sottofondo un sound musicale, non so se riusciate a sentirlo, ma il clima estivo e di vacanza c'è tutto. Insieme a me c'è Silvia Vianello, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Chioggia Sì. Benvenuta Silvia, e ne approfittiamo anche per farle tanti auguri di buon compleanno, perché oggi è proprio il suo compleanno. Quindi giustamente, ed è qui che lavora, diceva fortunatamente, perché infatti a breve la lasceremo andare proprio perché deve tornare al suo lavoro. Una grande fortuna aver potuto ricominciare. Certo, infatti come ti dicevo è il mio compleanno, ma lavoro molto volentieri, perché da come era iniziata insomma le cose non sembravano tanto bene, e invece come potete vedere la stagione è iniziata grazie anche al tempo che ci aiuta, quindi è un sole splendido, e le persone dopo un'iniziale ritrosia e paura, giustamente, perché 3 mesi di clausura non sono facili, è stato un trauma importante, fortunatamente insomma trovano un ambiente sicuro, quindi possono trascorrere le loro vacanze, anche le loro giornate al sole, senza timore, senza la paura di poter essere contagiato. E devo dire insomma che la nostra città, la nostra località Sottomarina sotto questo punto di vista ha un grande aiuto da parte di tutti quanti gli operatori, da parte dell'ASL, e stiamo seguendo le linee guida della Regione in tutti i suoi dettagli, per cui insomma le persone arrivano, sono tranquille e sono rilassate. Questo è importante per noi, insomma, sapere che vengono a Sottomarina e a Chioggia e stanno bene, sia che vengano in vacanza per un periodo lungo, ma anche per la sola giornata di sole e di mare, e magari la sera mangiare in ristorante il buon pesce di Chioggia.
Ecco, infatti il buon pesce che tutti mangeremo proprio visto che siamo anche in orario di pranzo. Come stanno comportando a livello del rispetto delle regole i bagnanti? Perché insomma anche a giudicare da quanto stiamo vedendo noi proprio in questo momento sembrano tutti molto rispettosi, anche proprio nel rispetto totale delle distanze. Sì, diciamo che non abbiamo grosse difficoltà. Se magari qualcuno vorrebbe un po', diciamo, essere più invadente, tra virgolette, sa benissimo che queste sono regole che bisogna rispettare per la salute personale e per la salute di tutti, per cui basta parlarci un attimo, se qualcuno insomma fa qualche ritrosia, dopo diciamo che non abbiamo problemi. Chiaro, insomma, quest'anno abbiamo investito tanto su questo e ci teniamo. Questa è stata anche però, devo dire, una bella opportunità, perché i servizi, se vuoi, sono anche migliorati, perché gli spazi sono maggiori, per cui le persone stanno anche meglio. Ci siamo resi anche conto noi, per cui lavoreremo anche i prossimi anni, sicuramente a prescindere dal coronavirus, speriamo non torni più, ma di continuare ad offrire un servizio bello, importante, ecco. Tra l'altro noi abbiamo le interrompo così rimaniamo in tema, è proprio forse uno di quegli aspetti del lockdown, di quanto successo, che non è la prima volta, si sente dire in qualche modo siamo migliorati, in qualche modo abbiamo potuto ripensare a un qualcosa di diverso, di differente, che però ha portato ad una soluzione migliore. Ma sicuramente, diciamo che i momenti di difficoltà ti stimolano, diciamo che i periodi in cui tutto va bene tu tendi a continuare con il tuo trantam, e questo però fa sì che la monotonia del servizio. Invece diciamo che questo periodo ci ha fatto pensare e ci ha fatto riflettere anche come proporci, ad esempio abbiamo rivoluzionato tutta quella che era anche la proposta di promozione del territorio. Noi quest'anno insomma abbiamo partecipato, facciamo parte di Venissenza alle fiere, e quest'inverno insomma è stato un impegno importante, però stiamo pensando come affrontare oltre le fiere in maniera, grazie diciamo anche a questa crisi, alla promozione e arrivare direttamente ai nostri potenziali clienti. Assieme alla Regione e all'OGD di Chioggia stiamo mettendo in atto un progetto di promo commercializzazione del territorio, quindi in collaborazione con la Regione, col DMS e con l'amministrazione, con il portale di destinazione, e quindi promozione e commercializzazione del prodotto. Visto il momento abbiamo iniziato subito con le spiagge. Le spiagge era un ambito dove la prenotazione online non era ancora diffusa, ce n'erano poche, a differenza invece delle strutture alberghiere, delle strutture di accoglienza. Abbiamo portato il Bipass a Sottomarina, è un progetto con un'azienda di Padova, l'SG, e sta avendo molto successo perché intanto... Voi avete anche una app? È una web app, Bipass, c'è il sito, si può prenotare attraverso il sito Bipass oppure attraverso il sito del consorzio o direttamente nel profili Facebook o siti delle spiagge, per chi conosce e sa lo stabilimento dove vuole arrivare, e si può prenotare l'ombrellone e il lettino. Questo serve intanto al cliente per avere la certezza di avere la sua sistemazione, e per noi anche per un controllo, i famosi 14 giorni, per un controllo per la sicurezza sanitaria e prevenzione anche contro eventuali future, speriamo no, insomma, problemi sanitari. E al momento come sta funzionando? Sta dando buoni risultati? Perché abbiamo visto in un'altra, dalla parte di Jesolo all'inizio avevano avuto qualche problema perché si era un po' impallata la loro app, perché si erano ritrovati con più presenze rispetto a quelle che si aspettavano. Voi avete avuto qualche problema in tal senso oppure tutto fila liscio? No, noi assolutamente non abbiamo avuto problemi, ci siamo appoggiati a un'azienda, diciamo, che in questo ambito ha un'esperienza di un certo livello, per cui era funzionante fin dall'inizio. Siamo riusciti a fare anche degli accordi particolari con le banche affinché le attività potessero, perché è sempre un impegno economico, e diciamo che in questo momento ci sono tante spese in più che noi facciamo ben volentieri, e
per cui ha avuto da subito insomma una buona funzione. Stiamo ricevendo tante prenotazioni, diciamo che abbiamo anche una clientela affezionata che magari ci chiama direttamente, per cui insomma la cosa sta andando avanti anche come prima, insomma non è obbligatorio prenotare solo attraverso l'app, questo lo voglio sottolineare. E basta, insomma Ecco, visto che lei gestisce uno stabilimento, infatti poco fa, come vi avevo detto all'inizio, l'abbiamo vista proprio lavorare, stava lavorando all'interno di un bar-ristorante. Com'è stata la ripresa, soprattutto da quel punto di vista? Ci sono state delle difficoltà attraverso le regole che erano state date, il distanziamento, la pulizia? Com'è stato? Difficoltoso o meglio di quanto poteste pensare? Beh, chiaro che abbiamo dovuto investire in materiale sia umano che economico e le difficoltà insomma non bisogna nasconderle. Però io parto sempre da un presupposto, diciamo, e cerco sempre di vedere in positivo. Qualche mese fa, non tanti, un mese e mezzo fa, forse non si apriva neanche a luglio. E quando ci hanno detto il giorno dopo che il giorno prima potevamo aprire, perché insomma, questa non è la colpa di nessuno, anzi io ringrazio chi ci ha dato la possibilità di accelerare, diciamo, la nostra attività, che possano aprire, e abbiamo cercato di essere in regola, ma devo dire che a Sottomarina è chiaro, come in tutti i posti c'è soprattutto il problema magari la sera, gli aperitivi, ma ho visto che anche gli stabilimenti e anche i locali dove sono famosi per gli aperitivi stanno trovando delle soluzioni, ad esempio anche con i braccialetti, quindi limitando il numero delle persone che entrano nei locali, e anche là insomma chiaramente il servizio cambia, non ci sono più i grandi affollamenti, il servizio però migliora e lavorano un po' tutti, e questo è importante insomma, perché le persone riescono a dividersi nei vari locali, che ce ne sono tanti belli a Sottomarina, nella spiaggia, sul lungomare, in centro storico, per cui io invito tutti veramente a venirci a trovare e a venire in vacanza a Sottomarina quest'estate. Ecco, avete sentito questo invito rivolto a tutti, del resto l'aria che si respira è davvero meravigliosa, invitante soprattutto anche, lo vedete proprio alle mie spalle, il mare, c'è la voglia di fare un tuffo, qualcuno che passa davanti alla telecamera come avete visto poco fa, questo è il bello della diretta, per cui Cristian, se non ci sono altre domande, io ringrazio Silvia Vianello per averci dedicato il suo tempo, e quindi se non ci sono altre curiosità, altre domande, restituisco la linea allo studio. Io ti ringrazio Ilaria, ringrazio te e Silvia Vianello per averci fatto questa bella panoramica, questa fotografia da Sottomarina, una delle nostre spiagge più belle in assoluto. Grazie Ilaria, ci sentiamo dopo nel corso del pomeriggio, grazie a te e a Paola Barbato. Per noi adesso c'è qualche istante di pubblicità, vi ricordo però che questa è una giornata con due tragedie che vi stiamo raccontando. La prima, quella che si è registrata ieri sera a Farra di Soligo con la morte di Vittoria De Paoli. Possiamo vedere anche la foto della ragazza dal suo profilo Instagram. Vittoria De Paoli non ce l'ha fatta, è ispirata all'ospedale di Conegliano. Ieri sera verso le 23:30 era a bordo di una Vespa con un amico di 16 anni di Valdobbiadene e si sono appunto schiantati contro un palo. Le immagini ve le abbiamo mostrate più volte. È una tragedia che ha scosso l'intera comunità di Maser, dove la giovane risiedeva con la famiglia, con il papà, la mamma e le due sorelle più grandi. Poi c'è il dramma di questa mattina alle 11:30, poco dopo, ad Abano Terme, dove un uomo ha sparato alla moglie, un uomo di 85 anni, alla moglie 70enne, 2 colpi secchi al petto. La donna è stata ricoverata in
in ospedale per un delicatissimo intervento chirurgico a Padova. L'uomo poi ha imbracciato l'arma e si è tolto la vita, quindi una tragedia familiare gravissima questa mattina ad Abano Terme. Torniamo a occuparci di spiagge, di traffico e della situazione sul litorale subito dopo la pubblicità. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta per proseguire il racconto di questa domenica di fine giugno, contrassegnata anche da un certo movimento nelle località turistiche del Veneto, sulle spiagge in particolare. Quella che ci stiamo lasciando alle spalle è stata una settimana particolarmente movimentata per una località in particolare, Jesolo. Una settimana fa, sabato sera, le immagini che hanno fatto il giro d'Italia della maxi rissa in centro che ha coinvolto decine di ragazzi, poi appunto i provvedimenti forti dell'amministrazione con l'adozione di un'ordinanza anti-alcol. Queste le immagini, ecco, le conoscete, le avete viste tante volte, ma fanno impressione perché è stato veramente un evento molto partecipato, una rissa che ha visto per l'appunto coinvolte decine di persone, decine di giovani, quasi tutti provenienti anche dall'entroterra, quindi che si trovavano a Jesolo per la Movida, per uno dei primi sabati sera in libertà, ma la risposta del comune è stata particolarmente forte. A Jesolo a inizio settimana poi si è recato anche il questore di Venezia Mascio Pinto. Insomma, per fare il punto di questo e di altro, ovviamente, perché Jesolo è molto di più, siamo collegati telefonicamente con il sindaco Valerio Zoggia. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Sindaco, mi sente? Sì, la sento, mi sento molto bene. Perfetto, adesso la sento anch'io. Dicevo, è stata una settimana molto impegnativa per Jesolo. Io comincerei con questa ordinanza anti-alcol che, ricordiamolo, tutti i sabati dal 27 giugno al 12 settembre, dalle ore 20 alle ore 6 del mattino del giorno dopo, di fatto introduce il divieto di detenzione e di vendita per asporto di bevande alcoliche contenute in qualsiasi contenitore. Un vero e proprio giro di vite, e le chiedo com'è andata questo sabato sera, questo primo sabato sera di ordinanza. Sì, diciamo che è un provvedimento che abbiamo dovuto assumere, appunto, visto i fatti successi sabato scorso, che dispiace doverlo applicare con ordinanza, però diciamo c'erano troppi ragazzi, soprattutto giovani, abbastanza giovani, tanto giovani, non abbastanza, che erano un po' altizi e quindi creavano disturbo, e oltre che la scena che abbiamo visto che ha disgustato un po' tutti. Ma diciamo che ieri sera sono stato anch'io fino alle 2 ritorno in Piazza Mazzini, e la gente ce n'era tantissima come il sabato precedente. C'era sicuramente genere un po' più tranquillità, anche perché era presidiata da tantissime forze dell'ordine, la piazza, più di qualche decina, e anche della nostra polizia locale. Sono state purtroppo anche fatte una decina di sanzioni per persone che avevano in mano bottiglie o bicchieri di alcolici, eccetera, dopo le ore 20, e anche in spiaggia qualcuno, però diciamo sicuramente c'era meno gente che alticcia rispetto al sabato precedente. Mi hanno detto che dopo le 2 c'era sì qualche gruppetto di ragazzi che potevano essere pericolosi del fine dell'ordine pubblico, perché cominciavano un po' a urlare, eccetera, però la massiccia presenza della polizia ovviamente li ha indotti a stare tranquilli e cambiare aria, o saranno andati a casa non so dove, quindi non sono successi fatti brutti come sabato precedente. Quindi diciamo, sindaco, è stato un sabato di tutt'altro tenore a Jesolo. Sì, certamente, vuol dire che purtroppo
dispiace dover fare certe ordinanze, però diciamo che la tranquillità delle persone che soggiornano, ed è tantissimi, la maggior parte dei ragazzi che vengono qua per divertirsi, un sano divertimento, eccetera, non deve essere rovinata da pochi che però rovinano un po' l'immagine della città, ma anche il divertimento degli altri ragazzi. Quindi dobbiamo essere flessibili e continueremo a esserlo. Delle 10 sanzioni elevate, sono tutti consumatori? Ci sono anche commercianti? No, consumatori. No. Non mi risulta che abbiano fatto sanzione ai gestori, perché anch'io ho fatto il giro dai gestori, li ho raccomandati, mi raccomando, non vendete alcol per esportazione, bottiglie, ma erano, io credo, mi sembra molto ligi, e quindi sì, non ho visto fatti da poter denunciare, eccetera. Quindi ecco, tutto sommato il primo weekend è andato bene, speriamo di continuare, ma comunque il controllo delle forze dell'ordine continuerà per tutta l'estate, perché non chiede la nostra polizia locale, perché non possiamo purtroppo allentare per quello che ho detto prima. Quando lei parla di sanzione parliamo di quanto? Quindi 400 euro all'uno. Quindi è una bella, per esempio, una bella botta. Mi hanno raccontato, c'erano in spiaggia 5 ragazzi seduti, avevano consumato, erano in 5, 7-8 bottiglie e ne stavano consumando altre di vino, ma anche di superalcolici, e sono stati multati in 3 in quanto avevano in mano in quel momento la bottiglia che stavano bevendo, gli altri sono stati in qualche modo risparmiati, anche se... E quindi ognuno dovrà pagarsi 400 euro di sanzione. È un bel salasso, diciamo che se lo ricorderanno per un bel po', ecco, questo senza dubbio. L'importante è che se lo ricordino, che non si viene qua per ubriacarsi, si viene per divertirsi, per, come dicevo prima, un sano divertimento, ma non per sballarsi, se hanno voglia di ubriacarsi restano a casa loro e così non rischiano multe, non rischiano di fare incidenti, perché anche questo è un pericolo quando ritornano a casa. Certo. E soprattutto non danno fastidio agli altri, questo è importantissimo. E di questi quanti minorenni, se ci sono, non mi ricordo se l'aveva detto all'inizio? No, minorenni non mi risulta, non ho il report di tutte le sanzioni ancora, l'avrò domani, però non credo ci siano minorenni, anche perché i gestori sono molto attenti adesso, sanno che dando da bere ai minorenni rischiano la chiusura del locale e quindi giustamente sono molto attenti. Poi c'è un'altra ordinanza, Sindaco, che fa discutere a Jesolo, che ha fatto discutere, quella sui pontili, quindi sulla chiusura dei pontili, questo per la sicurezza e per rispetto delle norme anti-Covid. Com'è la situazione? Proseguirà su questa strada anche per le prossime settimane? Come vi organizzate da questo punto di vista? È un'ordinanza che abbiamo dovuto applicare perché è impossibile controllare gli oltre 50 pontili che abbiamo a Jesolo, e siccome bisogna mantenere una distanza dalle persone, come ben conosciamo, e non potendo controllare, l'unica cosa è chiuderli. Diciamo, fin tanto che ci sono questi limiti, io non posso aprire i pontili. Se saranno attenuate le misure, le distanze, oppure ci sarà il via libera a tutto, come si sente parlare da fine luglio, forse metà luglio, fine luglio, eccetera, quindi non ci sarà più obbligo di mantenere le distanze in spiaggia, non ci sarà più l'obbligo di mascherine, niente, anche se sinceramente ieri sera con mascherina ne ho visto molto pochi, però diciamo non è obbligatorio all'esterno la mascherina se si mantiene il metro di distanza, ma che anche questo è difficilissimo mantenere. E qua, Sindaco, si apre la questione dei controllori. Chi controlla, chi riesce a controllare tutto questo? Ma diciamo, serate come quella di ieri sera, nonostante ci fossero stato più di qualche decina di polizia, di agenti della polizia locale, eccetera, carabinieri, eccetera, e controllare tutte queste persone a Jesolo è impossibile. Ma diciamo che sarebbe opportuno, ma c'è tanta gente che lo fa, ovviamente ci sia un'autoregolamentazione delle persone che sappiano quelli che sono i limiti e che non ne approfittino di fare supercariche, anche perché finché è fatto in famiglia, da persone che sono congiunti o anche parenti, eccetera, amici, ci può stare la vicinanza, poi quando sei sconosciuti tutti noi dobbiamo prestare un po' di attenzione.
Ma diciamo in genere c'è questa attenzione, certamente quando ci sono, ieri sera in Piazza Mazzini c'erano migliaia e migliaia di persone, e quindi è impossibile controllare tutti, sanzionare tutti, l'importante è sanzionare oppure richiamare al rispetto delle regole quando ci sono proprio gli eccessi anche di persone che si buttano assieme. E Sindaco, per quanto concerne invece l'applicazione che lei tra l'altro 2 settimane fa più o meno aveva lanciato proprio qui da noi, era un pomeriggio, ce l'aveva mostrata anche la J-App, come sta funzionando? C'erano stati dei problemi all'inizio? C'è un po' di critiche perché ovviamente, ma infatti ne approfitto adesso per avvisare la gente, cioè in sostanza ieri ma anche oggi alla sera, il giorno dopo, le prenotazioni sulla spiaggia libera erano esaurite. E quindi c'è qualcuno che si lamenta perché quando arrivano trovano la coda perché ovviamente chi deve controllare non è che può farlo tutto in 2 minuti, c'è tanta gente, quindi vorrei invitare le persone a non arrivare tutte assieme dalle 9 alle 10, perché arrivano tutte su quell'ora là. Ma qualcuno può arrivare un po' prima oppure anche un po' dopo, perché tutti si lamentano perché c'è coda, ma se tutti arrivano allo stesso momento non è che possiamo mettere decine di persone a controllare e fare un'ora, perché le persone costano e quindi bisogna un attimino tutti quanti che ecco, perché tra l'altro questi steward che voi avete individuato sono di fatto dipendenti del comune, sono stati assunti a tempo determinato, sì, come noi funziona? Abbiamo un bando che ne abbiamo una decina, sì, ma dopo ci sono tutti i bagnini di vari stabilimenti che controllano che chi entra e deve andare sui posti liberi, perché non si paga sui posti liberi, sulla spiaggia libera, no? Abbiano prenotato, ma ci vuole un po' di controllo, uno prenota la piazzola numero tot, non un altro numero, eccetera, però ci vuole qualcuno che controlli se è stato prenotato tramite app e poi gli dico vai là, vai qua, vai là. E poi ci sono persone che non hanno prenotato e queste persone che non hanno prenotato, se c'è posto possono prenotare al momento, altrimenti devono ritornare il giorno dopo, oppure possono andare nelle 2 parti estreme di Jesolo spostandosi, che è la zona Faro e la zona Cortellazzo, in cui là non serve la prenotazione perché le zone sono molto ampie e vaste e là c'è un'autoregolamentazione da parte delle persone che, siccome la zona è ampia, non ci sono pericolo, basta stare attenti di non mettersi appiccicati agli altri. Ecco, sì, esatto, ci sono anche degli spazi. Perché tutti vogliono andare al centro città, dove i posti sono ovviamente più limitati e quindi poi, tipo oggi e ieri, tutti i posti sono esauriti, qualcuno si lamenta che non trova posto, ma basta spostarsi, non è che sia l'obbligo di andare tutti al centro, si può andare anche al Faro, appunto come dicevo prima, la zona Faro, la zona di Cortellazzo. Certo. Invece che domenica è questa a Jesolo? Una domenica strapiena, io non ho mai visto tanta gente così, io mi sono mosso prestino alle 8, non tanto presto, ma insomma c'era già code di migliaia di persone che arrivavano, famiglie intere e che si dirigevano, parcheggiavano anche un po' lontano perché non è che si trova più posto tanto vicino, e poi con asciugamani, ombrelloni, quello che c'è, la borsa del ghiaccio con qualche panino forse eccetera dentro, andavano verso il mare. Ma bello anche vedersi, è tantissima gente tranquilla che è di buon'ora è andata in spiaggia, e purtroppo stasera, il solito discorso che facevo prima, ci sarà un'interminabile coda perché tutti vanno via alla stessa ora, che più o meno sono dalle 6 in poi, e quindi per 2 o 3 ore avremo la coda per uscirne. E ne abbiamo parlato anche questa mattina, abbiamo avuto diverse segnalazioni già nella zona di Caposile di primo mattino, ma è il copione che si ripete. Non può lamentarsi se tutti partono alla stessa ora e rientrano alla stessa ora, sappiamo che questa è la strada. Tra l'altro la notizia che 3 giorni fa il CIPE ha approvato l'autostrada del mare, adesso speriamo che vada avanti l'iter e speriamo in 2 o 3 anni di avere l'autostrada del mare che arriva fino a Jesolo, e quindi poi potremo anche venire tutta alla stessa ora, perché in 5-10 minuti arriveranno 10 minuti da Treviso, da Padova, a Mestre, eccetera. Speriamo che finalmente questo sogno di tanti jesolani si realizzi.
Tra l'altro poi, Sindaco, nei giorni scorsi, proprio all'indomani del via libera al project financing da parte del CIPE, Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade, che abbiamo sentito, si è augurato una gestione commissariale dell'opera, quindi dice applichiamo... Benissimo, ben venga, l'importante è che sia fatta, poi che mettano commissario il presidente Zaia, che va benissimo, o qualche altro, l'importante è che venga fatto subito, non dopo, prima ancora. Poi perché tra è l'altro fondamentale per noi e anche per Cavallino ovviamente, sì, perché abbiamo un'unica strada per due qualità che assieme fanno 12 milioni di presenze, quindi insomma, Poi ovviamente, Sindaco, si pone una questione anche di viabilità interna, di raccordo e di parcheggi, immagino, sia scambiatori che altri. Che la viabilità interna è sistemabile e quindi con un po' di buona volontà della Regione si può fare, perché l'ultimo tratto che va da Jesolo, Paese, più o meno a Cavallino, ci sono 2 o 3 possibilità. Tra l'altro c'è uno studio che proprio l'anno scorso io e la collega di Cavallino abbiamo depositato all'assessore De Berti in Regione, e quindi c'è già un'ipotesi di progetto che è molto non costosissimo e quindi fattibile in poco tempo, basta avere la voglia di fare. Assolutamente, Sindaco. La prospettiva, questa è quasi una domanda d'obbligo, le prospettive per la stagione ormai cambiano di giorno in giorno, diciamo che fino a un mese fa nessuno scommetteva nemmeno €1 fondamentalmente sull'avvio della stagione turistica, o comunque in pochi lo avrebbero fatto. Adesso le cose sembrano cambiate, anche se mancano ancora gli stranieri. Bravo, diciamo il punto di domanda sono proprio gli stranieri, perché Jesolo, diciamo, con gli italiani sicuramente abbiamo più presenze degli altri anni, sono prevalentemente gente giornaliera, oppure chi ha le seconde case viene molto di più, non andando all'estero in vacanza di qua e di là. Il punto di domanda è proprio gli stranieri, ci sono dei segnali abbastanza positivi, però per ora i segnali sono come richieste di informazioni, qualche prenotazione, però siamo ancora a livelli molto bassi, quindi si sente dire da più di qualche operatore che dal 3, 4, 5 prossima settimana a luglio dovrebbe migliorare, soprattutto la presenza di austriaci, tedeschi, svizzeri anche, però finché non li vedo qua non sono contento sicuramente. Certo, finché non arrivano la verifica, verifica sperimentale è sempre la migliore. Sindaco, grazie mille, grazie per questo suo aggiornamento. Grazie a voi di avermi dato l'opportunità anche di spiegare alcune cose che ci sta ascoltando, e buona giornata a tutti. A presto, buon lavoro, buona domenica. Siamo davvero in addirittura d'arrivo anche per questa prima parte di diretta straordinaria. 3 i fatti principali oggi. Il primo, l'incidente avvenuto ieri sera in proprio su questa strada, la vedete, siamo a Farra di Soligo. Contro questo palo si è schiantata la Vespa sulla quale viaggiavano 2 giovanissimi, una 14enne, una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 16. La ragazza di 14 anni è morta subito dopo essere arrivata all'ospedale di Conegliano. Si tratta di appunto una ragazza di 14 anni, Vittoria De Paoli di Maser. Questa mattina abbiamo sentito la sindaca che ci ha riferito ovviamente dello strazio della famiglia, del papà, della mamma, delle 2 sorelle. C'è poi il fatto che si è verificato nella tarda mattinata ad Abano Terme, dove un 85enne ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. 2 colpi secchi al petto della moglie. La donna, 70 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni a Padova. E poi c'è la questione di Feltre, dove nella giornata di ieri è stato isolato un focolaio che al momento ci ha confermato al telefono all'inizio della nostra diretta il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, è arrivato a 5 casi. È stato chiuso
il negozio da dove è partito questo focolaio, l'Eurobrico della zona della Zuecca. Screening sono in corso, quindi il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulsuno Dolomiti continua a fare appunto tamponi e capire se ci sono altri casi di contagio. Chiudiamo con questa notizia che arriva dalla provincia di Belluno, dalla montagna. Canicole estive e temporali, domani sono previste grandinate. Ovviamente è una giornata caldissima sia in pianura che in montagna, finalmente il caldo estivo, ma con la canicola arrivano i primi temporali e domani sono previsti acquazzoni anche di forte intensità sulle Dolomiti e sulla montagna bellunese, così riferisce il sito online News in Quota. È tutto per questa prima parte di diretta straordinaria, rientriamo in studio alle 17:30. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento.